Buongiorno, ben ritrovati, buon inizio settimana. Siamo nuovamente in diretta per fare il punto della situazione, sempre sull'evoluzione Covid, ma per parlare anche di cronaca. Vi ricordo subito la conferenza stampa del presidente Luca Zaia dall'unità di crisi di Marghera alle 12:30 come ogni giorno. E partiamo proprio dalla cronaca perché sapete, ieri c'è stato un omicidio, un efferato omicidio a Pove del Grappa nel Vicentino, un marito che ha ucciso a martellate la moglie. Poi si è costituito. Noi andiamo subito a Pove del Grappa, dove per noi ci sono Vanessa Banzato e Cristian Roque Allende. Vanessa, buongiorno. Buongiorno Daniela e a tutti i telespettatori. Bene, ci troviamo proprio davanti alla casa dell'orrore, possiamo definirla così, ennesimo femminicidio in pieno centro a Pove del Grappa. Come hai tu già detto, il marito, 50 anni, appunto ha ucciso a martellate la moglie di 39 e il tutto è successo mentre in casa erano presenti i due figli della coppia di 9 e 13 anni che non hanno assistito all'efferato assassino, però hanno sentito le urla disperate della madre. Accanto a me c'è il sindaco di Pove del Grappa, Francesco Dal Monte, che si è trovato tra i primi subito sul posto appena dopo l'arrivo dei carabinieri e ha cercato in tutte le maniere proprio di portare al sicuro i ragazzini. Sindaco. Sì, buongiorno a tutti. Sì, effettivamente è un omicidio chiaramente inaspettato nel modo più assoluto. Non avevamo nessun sentore da parte di nessun ente, dei servizi sociali, di nessuno, quindi è un fulmine a ciel sereno che chiaramente ha scosso l'intera comunità. Adesso i bambini sono stati portati da un parente? Sì, i bambini li avevamo messi tra virgolette al sicuro a livello così, in modo insomma di cercare di dargli in maniera più veloce possibile un po' di equilibrio, un po' di stabilità. Li abbiamo dati ad un parente in attesa che i servizi sociali, insomma, che abbiamo già messo in moto praticamente da ieri pomeriggio, appena saputo di questo evento, li abbiamo messi in moto in modo da trovare appunto poi un luogo definitivo dove sistemarli sti ragazzi. Tra l'altro è emerso soprattutto dalle dichiarazioni di diverse persone che abbiamo incontrato proprio davanti a questa abitazione, è emerso che da tempo tra la coppia c'erano litigi continui, le urla venivano avvertite spesso dai vicini, ma ovviamente una cosa del genere nessuno l'avrebbe mai pensata. Lui, Gezzin Malla, dicevamo cinquantenne, lavorava come operaio in un'azienda dell'area del Bassanese, tra Cassola e Romano Dezzelino, mentre la donna, la vittima, Dorima, si trovava invece, stava a casa, era casalinga e seguiva i due bambini. Veniva notata spesso portare e accompagnare a scuola i ragazzini, una coppia che però, a parte si diceva le litigate o quant'altro, non aveva mai creato problemi. Per il momento è tutto. Daniela, ti ricedo la linea. Grazie davvero Vanessa, grazie anche a Cristian. Se avete ovviamente ulteriori aggiornamenti potete chiederci la linea in qualsiasi momento. Un'altra notizia di cronaca e poi vi presento gli ospiti, uno ce l'ho in studio e uno Skype. Tragedia all'alba nel quartiere di Santa Croce a Padova, dove è stata travolta e uccisa una donna di 71 anni che si spostava con il deambulatore. A investirla un SUV che si è subito fermato. Le condizioni della donna sono apparse subito gravissime, infatti è spirata poco dopo il ricovero in ospedale. La ricostruzione della dinamica dell'incidente è affidata agli agenti della polizia locale di Padova. E allora lasciamo per il momento la cronaca e parliamo invece dell'emergenza Covid e parliamo delle riaperture. Lo facciamo insieme a Nicola Palumbo che non ce l'abbiamo ancora. Allora, subito con Pierpaolo Longo, consigliere federale del nuoto, buongiorno, che ho qui in studio. Buongiorno Daniela, grazie per l'invito. Buongiorno. Insomma, situazione difficile quella per voi perché dal 15 maggio potranno riaprire le piscine solo all'aperto, però il resto tutto il 1° giugno. Infatti questa è la drammatica notizia che abbiamo appreso dalla conferenza stampa del Presidente Draghi proprio la scorsa settimana. 15 maggio è una data molto particolare visto anche le condizioni climatiche che stiamo vivendo, per cui pensare di aprire le piscine all'aperto il 15 vuol dire avere una temperatura dell'acqua intorno ai 20 gradi. Non so quanti di noi si abbia l'esperienza di nuotare, sicuramente i bimbi non accederanno e quindi tutto un target di frequentatori non avranno la possibilità di accedere all'attività sportiva. Peggio ancora la data del 1° giugno, il che vuol dire
come è successo con gli impianti di risalita sciistici, riaprire a stagione già finita, perché ricordiamoci i 3 mesi poi estivi, vuoi per tutta una serie di contingenze, non sono quelli ideali per far ripartire l'attività sportiva. Parliamo appunto di 20 milioni di frequentatori indoor, quindi all'interno, al chiuso, che rimangono fermi. Ecco, vi aspettavate questa scelta da parte del governo? Qualcuno dice, insomma, riaprono parecchie attività, se non quasi tutte, altre tipo tutte le attività ricreative, i musei, insomma, e le vostre invece ferme, comprese le palestre, fino al 1° giugno. Fra l'altro poi, insomma, ad agosto solitamente, insomma, le persone vanno in ferie, per cui questo è ancora un... È un dilatare il tempo, effettivamente. Esatto. No, non ce lo aspettavamo, anche perché proprio le notizie della stampa quotidiana danno per confermato da enti molto più istituzionali rispetto al sottoscritto di quanto sia salubre l'attività sia all'interno dei nostri impianti sia appunto l'attività sportiva. Ricordiamoci che l'attività sportiva quotidiana solleva il sistema sanitario di circa 2 miliardi e 300 milioni di euro che vengono poi spesi da chi, come stiamo vedendo, tantissime patologie croniche, pensiamo alle cardiopatie, chi è portatore di diabete, tutto il mondo della disabilità che frequentava quotidianamente le nostre piscine o le nostre palestre, che ricordiamoci dal 25 di maggio scorso sono dotati di protocolli molto rigidi, imposti appunto dal Comitato Tecnico Scientifico in collaborazione col Ministero della Salute per preservare la sicurezza. Siamo vere e proprie agenzie di salute, il nostro primo obiettivo è preservare la salute, quindi con sistemi di areazione innovativi e acquistati con ingenti investimenti, oltre ad avere parchi ventilati. Le piscine poi hanno questo elemento del cloro che preserva e distrugge addirittura Covid, come è stato poi dimostrato scientificamente, e quindi tutta una serie di presidi che vengono meno per riaprire fra 1 mese e mezzo con un'attività, poi ricordiamoci, sospesa il 23 di ottobre, tutta una serie di complicanze economiche e finanziarie, perché i ristori, detta sinceramente, non sono arrivati, o se sono arrivati erano veramente irrisori, perché le nostre strutture e in particolare le piscine non si sono mai fermate, perché fermare un grande impianto come quella di una piscina è come bloccare un altoforno, non puoi farlo perché sennò devi buttarlo via. Ci fermiamo solo un attimo perché vedo già invece collegato con noi Nicola Palumbo. Buongiorno. Salve, buongiorno a lei. Buongiorno. A tutti. Si parla di aperture adesso dal 26 aprile, riaprono molte attività, a parte alcune, come stavamo dicendo per Paolo Longo, alcune attività riaprono, bar, ristoranti, c'è molta preoccupazione perché insomma le regole vanno rispettate. Beh, certo, intanto mi spiace molto per quei settori che ancora devono restare chiusi, per cui mi accodo alla solidarietà per il rappresentante del settore sportivo che stava parlando prima. Poi ovvio che da qualche parte bisognava cominciare, quindi il rischio che si è assunto il Premier Draghi e chi con lui ha posto in essere questa decisione è un rischio che si fonda secondo me su 3 capisaldi. Il primo: portiamo le persone all'esterno perché le evidenze della scienza dicono che all'esterno ci si contagia molto meno, lo sappiamo oggi con tanti studi che ci hanno detto questo, quindi perché non fare esercizio fisico fuori, perché non concedere anche a quelle palestre che hanno la possibilità di poter svolgere attività all'aperto? Questa è una domanda. Certo. Secondo, provare ad ampliare e potenziare e crescere col piano delle vaccinazioni anche per gli over 70, ad arrivare quindi a un 70-80% di persone con almeno la prima dose fatta tra gli over 70. E il terzo punto, che è quello che secondo me è il portatore di maggiore rischio, è quello che riguarda il trasporto e le scuole. La scuola in sé probabilmente non è un promotore di contagi, ma i trasporti sì, e purtroppo abbiamo visto in questi mesi delle scene da pollaio dentro tanti mezzi pubblici. A me questa cosa mette molta preoccupazione perché
far ripartire oggi purtroppo ricoveri, contagi, terapie intensive, decessi vorrebbe dire bloccarci per l'estate e francamente non possiamo permettercelo. Ecco, fra l'altro ricordiamo che proprio oggi sono ripartite le scuole, stavamo accennando appunto oggi alla giornata in cui insomma tutti gli studenti sono tornati fra i banchi. Questa è una cosa buona perché lo studente che torna a scuola torna nel suo habitat, torna nell'ambiente dove deve stare. In questo periodo storico però l'emergenza c'è ancora, noi ancora siamo attorno a 15-16 mila contagi al giorno in termini nazionali, significa che il virus circola molto e questo significa che probabilmente basta poco per rinnescare un sistema per cui si può tornare in forte crisi ospedaliera. Gli ospedali non sono liberi, lo dice anche Zaia ogni giorno, lo dicono anche altri governatori o esperti. Quindi la preoccupazione c'è. D'altro canto ci sono milioni di persone che da un anno non possono svolgere il proprio mestiere. Quindi comprendo che ci siano state delle riflessioni in questo trade-off, in questa analisi costi-benefici tra aperture e rischio sanitario e che si sia scelta una soluzione che si fonda molto sullo stare all'aria aperta, perché lì il rischio è molto basso, e sulla possibilità di dare il vaccino a quante più persone possibile. Ecco, parlavamo prima... Mi scusi Nicola, parlavamo prima di rischi e stavamo dicendo anche qui con Longo, alcune attività sono state aperte, come si diceva prima, alcune no, però insomma magari qualcuno dice: ma si è mai visto un assembramento in piscina, oppure si è mai visto un assembramento nel museo? No, ma il problema, diceva bene, nell'acqua non ci si infetta, il cloro rende inattivo il virus in poco tempo, quindi il problema secondo me non è dentro l'acqua, ma è prima e dopo, lo spogliatoio. Cioè se ci fosse anche lì la possibilità, ma sicuramente magari i gestori hanno già pensato a tutto, di contingentare gli accessi agli spogliatoi, già sarebbe una bella cosa, perché in quell'ambiente particolarmente umido, particolarmente anche angusto, spesso la possibilità di contagiarsi c'è, e quindi in questo senso comprendo la decisione di attendere. Certo. È una situazione ormai esasperante, cioè queste persone non sono chiuse da un giorno, sono chiuse da un anno con intervalli brevi di aperture, quindi mi rendo perfettamente conto che la delusione di chi non può ancora aprire sia molto alta, ma non solo quella, anche la profonda esasperazione, la profonda crisi anche personale che queste persone vivono. Io spero che davvero riaprendo il 26 non succeda niente, perché allora nel giro di un mese si potrà riaprire tutto. Perché se per caso questa scelta azzardata dovesse riportare a una crescita di contagi, di ricoveri ospedalieri, allora sarebbe veramente un grandissimo problema per tutti quanti. Sì, non solo, anche una sconfitta, nel senso che purtroppo noi lo diciamo sempre, i dispositivi, le mascherine, la distanza di sicurezza, il gel, igienizzante, fanno parte ormai veramente della nostra vita, è cambiato il nostro modo di vivere, sì. E purtroppo dovremo tenere sempre insomma l'attenzione alta anche con la continuazione della campagna vaccinale. Ricordiamo che continua, ma che ci sono ancora insomma tantissime classi che non l'hanno ancora fatto, ovviamente classi di età, abbiamo fatto solo gli ultra ottantenni e alcune classi, alcune categorie, però la maggior parte ancora della popolazione sta aspettando la vaccinazione. Le faccio una domanda Nicola, sì. Ieri c'è stata, mi è venuto in mente adesso che parlavamo di vaccinazioni, c'è stata la manifestazione Novax a Conegliano, lei che cosa pensa di questo? Guardi, io sto dall'altra parte, se posso dire, nel senso che io credo nella scienza, credo nell'evidenza, nei dati, nei numeri, in ciò che si può dimostrare, quindi se la strada per uscire da questa crisi si chiama vaccino, facciamoci il vaccino. Poi sulla possibilità di esprimere un pensiero libero ognuno può dire ciò che vuole, secondo me. Il punto chiave è che le persone dovrebbero avere nel proprio bagaglio personale elementi per comprendere cosa è giusto, cosa no, cosa si dovrebbe fare, cosa no. Io
dico a tutti quelli che hanno dubbi, che conosco, vaccinatevi, perché tante situazioni del passato, anche di malattie molto pesanti, molto gravi, sono state debellate con un intervento massivo di vaccini, e non vedo perché in questo caso dovrebbe andare diversamente. Quindi mi fido della scienza, mi fido di chi studia queste cose. Se chi studia queste cose, che è molto più competente, mi dice vai, vaccinati perché è l'unica strada che oggi c'è per poter uscire e poter tornare a vivere, non posso fare altro che stare con loro. Ecco, ritornando invece alle aperture, e anzi alle aperture per alcuni e ai posticipi, Pierpaolo, per altri, voi che cosa sperate in questo momento? Perché qualcuno dice, insomma, apriamo, però qui forse la bella stagione potrebbe darvi una mano, però qualcuno dice ma se per caso poi, come diceva anche Nicola Palumbo, ci dovesse essere magari un ritorno, un possibile ritorno, il rischio è che veramente si posticipi ancora di più. Sì, il settore non sarebbe in grado di gestire un'apertura per poi una successiva chiusura, questo senza ombra di dubbio. Concordo con le parole appunto dell'ospite Nicola Palumbo, anche se mi permetto solo una breve smentita. Noi siamo aperti dal 23 di maggio e credo che piscine, palestre e attività sportiva abbiano brillato per attività di controllo, tanto all'interno degli spogliatoi quanto all'interno delle sale, con trattamenti d'aria ad ozono, plasma, quindi fondamentalmente tutti quelli che sono stereotipi che fanno presagire la contagiosità del virus e di tutte anche quelle altre patologie che all'interno del mondo sportivo di solito emergono, sono stati assolutamente debellati. Proprio la calmierazione degli accessi poi ci ha permesso di garantire 5 mesi, quindi da maggio fino al 23 di ottobre, di assoluta frequenza in sicurezza. Non abbiamo tracciabilità di virus all'interno delle nostre strutture. Questi sono dati concreti. Ecco perché io dico, proprio in luce dell'esperienza e dei dati, come citava anche il Presidente Draghi, questa sospensione delle attività su luoghi che portano in prima battuta il controllo dell'utenza. Purtroppo all'interno delle piazze e delle vie è molto difficile contenere. All'interno di strutture invece noi sappiamo che entrano 50, 20, 10 persone e quelle ci rimangono con 7, 2 metri quadrati nei spogliatoi o addirittura il blocco delle docce. Per cui io credo che tutti i protocolli, per quanto rigidi possano essere per preservare la sicurezza, siano percorribili. L'importante è consentire la riapertura di attività che altrimenti economicamente e finanziariamente attualmente sono allo sfascio. Nicola, secondo lei economicamente ci sono categorie insomma, che rischiano di non riaprire? Noi abbiamo sentito insomma, titolari di palestre che dicono se continua così noi a questo punto rinunciamo. Li capisco, è un dramma vero, e dice bene il Presidente, insomma, credo che si debbano porre in essere protocolli anche molto rigidi, che si debba fare il possibile sia come associazioni di categoria che come controlli che come noi utenti di rispettarle quanto più in maniera ligia e rigorosa. È chiaro che comprendo in questa fase una strategia di aperture all'esterno, questo sì. Comprendo anche che laddove ci siano stati interventi anche di diciamo messa in sicurezza, di ossigenazione, di cambio d'aria, di interventi con l'ozono, ci siano le condizioni per poter aprire. Non so quanti l'abbiano fatto, ma sicuramente ci sono dati in possesso che ce lo possono confermare. Chi ha fatto questi interventi può aprire secondo ciò che l'evidenza scientifica dice. Chi non l'ha fatto magari dovrebbe mettersi in regola, capendo però che questo comporta costi, investimenti, e in questa fase non so quanti abbiano le risorse in mano per poterlo fare. I settori in crisi sono tanti, ormai dopo più di un anno ciò che è arrivato nelle casse in termini di ristoro economico non è stato sufficiente per tenerle in piedi, ma soprattutto credo che ci sia una forte crisi mentale dell'imprenditore, cioè l'imprenditore che abbia una palestra, un bar, un ristorante, un'agenzia turistica, una qualsiasi altra cosa, non ha più la voglia forse di rimettersi in gioco, almeno in alcuni casi, quelli che posso sentire e conoscere io. E questo a me preoccupa molto, perché fino a quando c'è la voglia di investire, di impegnarsi, di gettare il cuore oltre l'ostacolo, allora
tanti settori, tante aziende possono avere un futuro perché sono aziende che si fondano sulla capacità del proprio gestore. Quando questa forza viene meno perché la stanchezza, ormai l'esasperazione ha raggiunto limiti veramente fuori soglia, allora diventa tutto molto più difficile. Per cui io spero davvero che queste aperture siano definitive e che ne possano aggiungere altre. Spero che si inizi finalmente a comprendere che il vero tema non è la superficie da igienizzare sempre, ma sia il ricambio d'aria, perché ci si contagia con gli aerosol e non toccando una superficie contagiosa. Quello è molto più complesso e lo dicono tanti studi, per cui dare un premio a chi ha messo risorse in queste strutture capaci di cambiare l'aria, rendere tutto più pulito, secondo me andrebbe data in tempi rapidi, spero già dal 26, anche se la vedo dura una visitazione, però magari la settimana dopo, perché dice bene, chi ha fatto investimenti e chi no. La ringrazio Nicola, grazie, la devo salutare, siamo in pubblicità, grazie davvero per essere stato con noi e buon lavoro. Grazie a lei. Noi rimaniamo invece in studio e diamo la pubblicità. Siamo tornati nuovamente in diretta, vi ricordo fra qualche minuto la conferenza stampa del presidente Zaia dall'unità di crisi di Marghera. Torniamo a parlare invece con Pierpaolo Longo, parlavamo di una proposta che è interessante, che riguarda proprio il diritto fallimentare. Sì, esatto, proprio cogliendo l'asti dal dottor Palumbo. Quello che è drammatico è che sia stato portato nei tavoli a Roma una deroga al diritto fallimentare proprio per quegli imprenditori che falliscono causa Covid, e ce ne sono parecchi anche sul settore sportivo. Parliamo di imprenditori che hanno 35-40 anni di attività alle spalle, che falliti vedrebbero impedito comunque la possibilità di rifare impresa almeno per 10 anni. Ecco che diventa ancora più drammatico che sia l'imprenditore stesso che chiede di poter fallire ma di non essere poi condizionato. Ricordiamo che sono stati spesi, anzi sono mancati al settore circa 13 miliardi di mancati ricavi che si accumulano invece a costi che hanno continuato a persistere, tanto per quel che riguarda la gestione delle piscine quanto per le palestre, per cui la situazione è veramente molto scollata rispetto a quello che il territorio sta subendo e quello che probabilmente nei palazzi di Roma si sta tentando di riflettere. Ecco, sappiamo che c'è una manifestazione in A1 dei ristoratori che dicono vogliamo essere equiparati ai locali che ci sono lungo le autostrade. E qualcuno però ci diceva anche noi come palestre, come centri sportivi, se continua così scenderemo in piazza. Assolutamente sì, in realtà è già stato fatto questo, diciamo che il movimento è partito addirittura itinerante per varie piazze italiane, sono arrivati fino a Piazza del Popolo, è che sono persone che hanno voglia di lavorare, non sono bellicosi ma vogliono portare delle proposte, degli atteggiamenti concreti da mettere in atto. Non ha nessun tipo di attinenza a quello che è lo scontro o la violenza che alle volte si cerca di far percepire. Il problema è che chi in questo momento è dedito alla decisione dei protocolli delle aperture e delle chiusure non conosce la realtà delle gestioni e dello sport. E ricordiamoci che oltre alle gestioni abbiamo tutto il mondo dei collaboratori sportivi. Parliamo di un 30-40% di dipendenti o collaboratori sportivi che si sono rivolti ad altre realtà perché dopo 10 mesi di mancati ristori molto bassi, proprio per chi magari ha una famiglia, ha dei figli, non ha la possibilità di sopravvivere a questa emergenza. Per cui domani, quando riapriremo, e spero proprio si possa dire così, avremo anche tutto il capitale umano che mancherà, per cui si tratterà di ripartire già con uno sgambetto, oltre a quello economico anche quello umano. Ecco, fra l'altro prima lei ci diceva, da tutte queste cose che sono negative, la cosa possiamo definirla positiva è che vi siete uniti tutti quanti, imprenditori, ristoratori, albergatori. Esatto. Tutto il mondo economico, le attività produttive hanno fatto massa critica perché effettivamente la questione, come la stessa pandemia, è una cosa che accomuna tutti. L'idea è quella di ricominciare a lavorare e per cui tutte quelle esigenze che si richiudevano magari sotto un campanile sono venute meno. Ci si sta unendo particolarmente proprio per far sentire la voce di un settore e di più settori che in questo momento non vedono luce in fondo al tunnel. Ecco, quello che sicuramente preoccupa maggiormente è non tanto forse il periodo estivo, perché dicono appunto che il caldo, l'estate, insomma in qualche maniera argina
diciamo, la circolazione del virus, però è il settembre-ottobre quando ricomincia insomma il freddo, anche se la situazione sarà diversa, perché in teoria insomma la campagna vaccinale continua e per cui insomma ci dovrebbe essere insomma una buona immunizzazione, si spera, della popolazione. Su questo siete preoccupati? Allora, noi viviamo anche dell'esperienza di settembre e 23 ottobre dell'anno scorso, dove le curve di contagio non si sono verificati all'interno dei palazzetti dello sport o le attività sportive. Purtroppo tutto è iniziato col sistema dei trasporti, come diceva prima, e l'inizio effettivamente dell'attività scolastica. Questo preoccupa molto, ma lo sport in questo non c'entra nulla. Io ricito proprio il presidente degli Sci Club Verena quando hanno avuto quel dramma che noi stiamo rivivendo, cioè della chiusura dell'attività senza neppure aver riaperto, e non c'è possibilità di fare un'indagine sull'effettiva contagiosità, che come siamo dipinti non siamo noi gli untori, anzi siamo proprio i primi a controllare il distanziamento, vietando gli assembramenti, l'attenzione alla mascherina, che ad oggi oltre al vaccino sono le uniche armi al nostro arco. Si ricomincerà, che cosa vi rimane di quest'anno e mezzo? Che poi voi siete stati proprio, ecco niente, è arrivato il presidente Zaia proprio mentre stavo facendo una domanda, quindi ringrazio per Paolo per essere stato con noi. Grazie. E cedo la linea all'unità di crisi. Oggi abbiamo anche ospiti, oltre ovviamente all'assessore Lanzarì, la professoressa Tacconelli, che oggi porterà informazioni non da poco, nel senso che ci siamo aggiudicati il primo studio, l'unico grande studio sugli anticorpi monoclonali, quindi vi parlerà dei progetti, delle soluzioni, dei trattamenti che ha già fatto, e quindi siamo primi in Italia anche con questo studio multicentrico che ragiona con grandi numeri, e quindi si apre una nuova prospettiva che noi abbiamo già aperto, cioè anzi più che un pertugio, un bel varco ormai rispetto alle cure nei pazienti nelle prime fasi dello sviluppo della malattia, dei sintomi. Ma ve ne parla la prof, ovviamente, che è la massima esperta su questo. Lo studio si chiama Mantico. Vede? Da mantice, no? Mantice. Quello che si utilizza per dare ossigeno al fuoco, no? Il mantice. Mantice. Mantico. 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 E lo studio si chiama Mantico. Cioè come l'uovo di Colombo, questo è in piede, così. A me ricorda il mantice. Allora, partirei con i test. Test rapidi sono 4.141.383 e i test molecolari 4.838.000. Ormai siamo praticamente a 9 milioni di test fatti, 9 milioni di tamponi. Sono esattamente 8.980.000, domani saranno 9 milioni di tamponi. Ovviamente un fine settimana, avevi fatto? Prego. Ovviamente un fine settimana non abbiamo sempre le nostre performance note, e quindi i positivi nelle ultime 24 ore sono 497. Nelle ultime 24 ore i 4,97 su 10.786 tamponi rappresentano un'incidenza, cioè una percentuale di positivi sui tamponi del 4,61. Però questo è un dato anomalo come tutti i lunedì, perché stiamo parlando del fine settimana con un calo di tamponi e un'incidenza che aumenta un po' di più rispetto a quel 2% che abbiamo, perché questi sono sostanzialmente tamponi, diciamo, su sintomatici, e c'è meno screening, c'è meno attività, diciamo, di contact tracing, quindi per questo c'è un'incidenza più alta. I positivi dal 21 febbraio trovati con i famosi 9 milioni di tamponi sono 401.947 positivi. Pensate, 4 grosse città del Veneto. Oggi in isolamento abbiamo 26.522 persone positive. Ricoverati in ospedale 1.759, sta calando ancora, meno 7. Vi ricordo una decina di giorni fa avevamo 2.300 persone in ospedale. Questi 1.759 sono così suddivisi: 264 in terapia intensiva,
più 1, però siamo sempre di domenica, fine settimana. Domani avremo un bollettino molto più mirato. 1495 meno 8 in area non critica. Se volete, il numero totale delle terapie intensive è dato dai 2,64 più 2,74 che sono i non Covid, e quindi sono totale 538 terapie intensive. Vi ricordo sempre che il 21 febbraio noi avevamo terapie intensive in Veneto 464, quindi se avessimo avuto questi dati di oggi, allora 538, 464, avremmo avuto una più o meno 65-70 persone senza una terapia intensiva. Ovvio, le abbiamo raddoppiate, potenzialmente raddoppiate, quindi questo è il risultato. Totale di morti più 7 decessi nelle ultime 24 ore, e i dimessi sono quasi 20.000, 19.655 persone entrate in ospedale, curate e dimesse. Due cose prima di passare la parola. Mi riservo di vedere il bollettino anche di domani, nel senso che questo è un bollettino del fine settimana e, come sapete, ha dei dati che non sono proprio rappresentativi. Martedì è fondamentale per noi. Di certo c'è un trend che si sta un po' ripetendo da 7-8 giorni ormai di calo sia sulle terapie intensive, lo vediamo nei grafici, e anche l'algoritmo ci dà una proiezione in calo sia non solo sulle terapie intensive ma anche sull'area non critica. Vi ricordo sempre che il rapporto di questa fase di infezione è una fase di infezione dove il rapporto terapie intensive ricoverati è di 5,5 persone ricoverate e una in terapia intensiva, cioè 5,5 in area non critica sta a una in terapia intensiva. Gli attuali ingressi, perché voi vedete un bilancio della terapia intensiva, ovviamente il meno 1 e il più 1 è dato da ingressi e uscite. Gli attuali ingressi in terapia intensiva sono ancora ingressi di vecchi ricoveri che abbiamo fatto. Diciamo che in questa fase diciamo, la situazione sanitaria sta scontando le vacanze pasquali, per capirci, perché noi abbiamo storie di contact tracing di alcuni ricoverati che abbiamo che sono quelli della fase pasquale, e ne veniamo fuori con prudenza, non bisogna mai abbassare la guardia, non mi stancherò mai di dirlo. So che c'è qualcuno che dice che non bisogna essere così negativi. Noi non siamo negativi, siamo obiettivi, che c'è il quinto stadio della materia, l'obiettività, no? E perché ve lo dico? Perché è fondamentale ricordare ai cittadini che al di là delle grandi immagini che si vedono di Madrid tutta aperta piuttosto che Tel Aviv tutta aperta, ricordo che il virus c'è ancora. Domani la professoressa Tacconelli ci dirà anche qual è la sua impressione di tutto questo, e quindi da una fonte autorevole. Quindi non abbassare la guardia, utilizzare mascherina, distanziamento sociale e igiene delle mani, e non pensare che sia finita. Diciamo, si sta esaurendo probabilmente perché la vaccinazione sta incalzando. Anche stamattina abbiamo fatto una riunione con i direttori generali, stiamo spingendo molto. Di fatto per noi è chiusa la partita degli over 80, è chiusa. Stiamo continuando sui fragili, sui vulnerabili, e abbiamo introdotto il sistema della forzatura del sito. Sapete che abbiamo detto che se c'è qualcuno che ha la legge 104 e ha lo slot per poter vaccinarsi, se il suo codice fiscale non viene riconosciuto può forzare il sistema gli dice: ma sei sicuro di essere? Sì, io sono uno di quelli, ma non mi avete perso per strada. E nella maniera molto semplice va al punto vaccinale con la sua dichiarazione, punto, e si prenota. Stiamo adesso partendo con la nuova avventura per fare una bella accelerata per chiudere gli ultra settantenni, e questo è fondamentale perché mettiamo in sicurezza ultra settantenni, molti dei quali sono anche fragili. Abbiamo meno domiciliari rispetto agli ultra ottantenni. Gli ultra ottantenni erano circa un quarto erano domiciliari, quindi su 400.000, 100.000 ce li avevamo a domicilio, che stiamo ultimando.
Sugli ultra settantenni non abbiamo 100.000 a domicilio da trattare, ma comunque sono sempre 495.000 persone, sono 500.000 di persone che noi contiamo di vaccinare anche con rapidità. Buone notizie, da lunedì, con la fornitura del lunedì 26 dovrebbero arrivarci 50.000 Pfizer in più, quindi dovremmo andare a 156.000 Pfizer, 170.000, adesso cercheremo di capire. Comunque avremo, rispetto alla solita fornitura canonica dei 120.000, almeno 50.000 Pfizer in più, il che vuol dire che andremo dai 150 ai 170, insomma dai 50.000 Pfizer in più non è poca roba. Per noi ovviamente capite che abbiamo una potenzialità di vaccinazione che proprio motori al minimo da 30.000 al giorno di vaccini, però contiamo con l'aiuto dei medici di base, delle farmacie e di tutti coloro che si mettono in rete di poter fare un gran lavoro. E si apre, dal 26 si apre, ci vuole massima attenzione. Io non sono convinto, tutti dicono ma rischiamo o non rischiamo, se ci chiudiamo in casa con 2 giri di chiave, non abbiamo rapporti e relazioni con nessuno, rischiamo di meno. Se non attraversiamo le strisce pedonali rischiamo di meno, giusto? Però è altrettanto vero che la situazione di equilibrio poi sta nel mezzo, no? Che è quella del buonsenso. L'abbiamo detto 1,5 miliardi di volte, se le persone prendono atto che oggi la responsabilità nel momento in cui si apre diventa individuale, e individuale vuol dire mascherina, distanziamento e igiene, si va a confermare quello che molti studi dicono, che vale come un lockdown, cioè se uno si comporta correttamente, si mette la mascherina, si igienizza le mani, non va dove ci sono gli assembramenti, gli assembramenti sono anche quelli della coda al supermercato, ma scegliendo altri orari. Se sei un pensionato, non hai obblighi lavorativi, magari non vai a fare la spesa a mezzogiorno e mezzo perché c'è l'orario continuato, magari ci vai nelle ore di metà mattina dove tutti quelli che lavorano non ci sono al supermercato, no? Ecco, detto questo, so che si sta ancora tarando questa apertura, no? I ristoranti la sera, non la sera, l'aperto o non l'aperto, però ecco, il vero tema qual è? Bisogna che mettano mano, che lo scandiscano bene, al tema delle scuole e dei trasporti. Mi spiego. Noi abbiamo 2.700 mezzi schierati per un'apertura con il 50% in DAD, quindi didattica a distanza, e il 50% di coefficiente di riempimento degli autobus. Chiaro, no? Ci vogliono 2.700 mezzi che fanno 24.000 corse al giorno, ai quali abbiamo dovuto aggiungere 500 mezzi dei privati e 230 assunzioni per gli steward a terra, per riuscire a malapena a gestire il 50% del coefficiente di riempimento degli autobus, perché dimezzando la capienza, da un lato siamo stati aiutati dal fatto che la didattica a distanza è al 50%, quindi le scuole non sono al 100%, però comunque ci sono serviti 500 mezzi in più. Portando adesso la didattica a distanza al 100% e mantenendo gli autobus semivuoti, perché sì, scusatemi, grazie, la didattica in presenza al 100%, quindi al 50% andiamo al 100% da lunedì. E diciamo che la norma dice che l'autobus deve rimanere riempito al 50%, voi capite che per un principio proprio matematico minimo bisognerebbe raddoppiare la dotazione. E uno può dire, stando sul divano di casa, e perché non lo fate? Perché non ci sono i mezzi. Non vi pongo neanche la questione delle risorse, che sarebbe già un grosso problema. Non ci sono sul mercato i mezzi. Scrivetelo bene, cioè non vorrei sentirmi dire martedì che gli autobus sono pieni, non ci sono. Considerate che la provincia di Vicenza, non vorrei sbagliarmi, ricordo che è riuscita a fare dei contratti con dei pullman che arrivano dalla Sicilia. Ieri mi ha visto in TV un signore che non so chi sia, dalla Puglia, e ha detto: ho visto che voi avete problemi, noi potremmo avere dei mezzi, però siamo a livelli del nulla rispetto a quello che bisognerebbe fare. Io spero che il governo ponga
anzi metta mano a questa vicenda. Nessuno vuole chiudere la scuola, che sia chiaro. Abbiamo sancito e deciso tutti assieme che corriamo questo rischio. Lo dice uno che ha chiuso la scuola superiore a gennaio, ha aperto le superiori a febbraio, e forse questo ci è stato d'aiuto per la nostra terza ondata, perché siamo entrati un mese in ritardo e non abbiamo avuto l'onda d'urto che hanno avuto i colleghi. Però attenzione che con questa situazione, 100% in aula, 50 nei mezzi di trasporto, non ci sono i mezzi. Non vorrei mai trovarmi il premio Nobel dei trasporti il lunedì che spiega cosa abbiamo. Ve lo spiego io, non si può fare niente in questa fase. Allora, io non so quali siano le soluzioni. Le soluzioni a me sembra che non siano molte. Se non ci sono i mezzi sul mercato, o bisogna ridurre di un po' la presenza, cioè deve andare, non so, dal 50 a 60, 75, quello che è, oppure bisogna rendere facoltativa la presenza. C'è qualcuno che dice anche questo, di dire fare il sistema misto, apriti cielo, immagino che il dibattito, ci sono delle realtà dove si fa, in Puglia si fa, la Puglia ha fatto la scelta, diciamo, illo tempore, quindi non è una roba contingente di questi giorni, ma è di mesi ormai, di lasciare la libera scelta per la difesa sanitaria individuale, la tutela della salute individuale ai genitori nel caso dei minori di decidere se mandarli a scuola oppure no. Però io voglio essere chiaro con i cittadini che da lunedì in tutte le regioni italiane questo sarà il problema, cioè non ci sono mezzi sul mercato. Oltre ad avere un altro problema, mi dice la vicepresidente De Berti, che è quello dei serpentoni di questi autobus, perché comunque tu vai a moltiplicare questi mezzi che avranno poca capienza, perché per legge l'abbiamo ridotta, e quindi saranno molti di più, quindi nelle città creeranno i problemi che creano. Questo ve lo dico, quindi appello al governo perché prenda in mano velocemente questa situazione. Ne ho parlato anche con i colleghi e vedo che tutti un po' condividono questa preoccupazione. Se avete domande farei un giro veloce, poi lasciamo alla professoressa che è il punto. Ok, allora Tosato, Guidone, vabbè, poi facciamo Tosato. Allora andiamo veloci, siccome si parla appunto del decreto legge che Draghi deve fare, insomma, per fissare le regole, uno dei punti controversi è quello del coprifuoco, cioè mantenere oppure abolire il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino. Lei cosa ne pensa? Noi dobbiamo incontrarci tra governatori, inutile che diventi una lotteria, no? Che ognuno dice il suo orario. È ovvio che saremo tutti, voglio dire che non è una conferma, cioè chi è che ama il coprifuoco? Nessuno. Però è altrettanto vero che ci vuole una valutazione, diciamo, fatta, che deve essere collettiva da un lato tra governatori, e dopodiché ci vuole anche un responsor che sia di natura scientifica, cioè se qualcuno se l'ha inventato ci vengano anche a dire quali erano i presupposti, se quei presupposti ci sono ancora, punto, mi fermo qui. Quindi ci vuole la pazienza dell'attesa del fatto che ci sia una riunione tra governatori anche per parlare di questo. Ma lei a questa riunione porterà una opinione o ascolterà? Andremo a sentire quali saranno i presupposti, cioè senti, è inutile che vi dica che poi Zaia vuole le 22, vuole le 9:30, le 8 di sera, cioè eviterei queste dichiarazioni. Ecco, sempre sul decreto legge c'è la protesta di vari ristoratori che dicono come facciamo noi, come fanno a riaprire i ristoranti che non hanno gli spazi. Vedo che c'è una discussione che è aperta, l'ho letta fra l'altro dai vostri pezzi di oggi, dalle cronache dei vostri giornali, vedo che c'è una discussione aperta all'interno del governo per essere, come si può dire, un po' più equi, no? Sì, di equità si può parlare davanti a un virus. Mi metto nei panni di una città storica come Venezia, dove i plateatici, gli scoperti sono, diciamo, molto limitati per molti ristoranti, o non ci sono affatto. Si pensa a qualche ristorante, diciamo, famosissimo a livello internazionale che non ha magari il plateatico per poter aprire. Quindi va fatto una riflessione su questo tema. Ovvio è che siamo in presenza del virus, per cui deve avere basi scientifiche tutto quello che viene ipotizzato. Vabbè.
l'ultima osservazione, l'ultimo commento che le chiedo riguarda la manifestazione che c'è stata a Conegliano, 1 migliaio di persone sostanzialmente contrarie ai vaccini. Riferiscono, ma è visibile anche dai video e dalle foto, di assembramenti di gente senza mascherina. Non è proprio il miglior viatico, direi. Ma guarda, evito ogni commento, cioè è una posizione che non... Cioè, dico che la protesta è sacrosanta, è legittima ed è giusto che tutti possano esprimere le loro idee. Detto questo, dopo bisogna farlo nel rispetto delle regole, punto. Grazie. Prego. Allora i colleghi si sono prenotati praticamente tutti, proseguiamo con Guidone. Sì, buongiorno Presidente. Buongiorno. Anch'io le sottopongo 2 domande che sono state poste da nostri ascoltatori. La prima, chiede un ascoltatore, il sito dell'ULSS 6 riporta che per i nati dal 1947 al 1951 la vaccinazione è stata assegnata ai medici di base, non so se questo vale anche per le altre USL. Avete notizie su come stanno procedendo le vaccinazioni con questa modalità? No, allora, con i medici, questa è una vecchia determinazione che era stata fatta all'ULSS 6, che è la Euganea. Cosa è accaduto? È accaduto che all'inizio è stato fatto questo accordo, dopodiché con il nuovo software si dà modo ai medici di base di verificare quali siano i pazienti personali che hanno fissato l'appuntamento per la vaccinazione oppure hanno già fatto la vaccinazione. Quindi non c'è più il problema di dire ma se tu fai il vaccino al mio paziente io poi perdo tempo perché lo chiamo, mi dice mi sono già vaccinato eccetera. Quindi il target di tutte le ULSS oggi è 70-79 in piena collaborazione con i medici di base che possono fare i 70-79 e stanno facendo un ottimo lavoro fra l'altro a domicilio, ma non c'è più quel rischio di sovrapposizione di lavoro inutile nel ricercare un paziente che magari è già stato vaccinato. Quindi l'ULSS dovrà adeguare il suo sito, se c'è ancora scritto sta roba. Gliel'abbiamo detto anche stamattina in conferenza stampa, però è l'unica ULSS del Veneto che aveva fatto allora un accordo, si era spartita a metà 70-79, 70-75 ai medici di base, 75 e 79 direttamente con l'ULSS. Ho capito. E poi l'altra domanda in realtà è stata già posta dal mio collega, era un ristoratore che appunto chiedeva cosa devono fare i ristoratori che non hanno la possibilità di avere uno spazio all'aperto, volevo capire meglio, non è stato ancora deciso nulla. No, è il decreto, quindi cercheremo di capire quale sarà la versione finale. Dopodiché ringrazio anche i sindaci che ho visto che in molte realtà si sono prodigati per ampliare i plateatici, magari per non farli pagare ai ristoratori in maniera tale, o a coloro insomma, che fanno mescita di bevande e alimenti, in maniera tale che appunto ci sia la possibilità di utilizzare questi spazi all'aria aperta in maniera diciamo temporanea poi, no? Perché non è che resteranno sempre così. Perché ci sono dei ristoratori che hanno dei ristoranti in punti dove è proprio fisicamente impossibile mettere infatti lo dicevo posti all'aperto. Bisogna vedere cosa alla fine decideranno. Ok, grazie. Prego. Proseguiamo con la collega Alda Vanzan. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Immagino comunque che in attesa del pronunciamento del governo i ristoranti e i bar senza plateatico possano continuare a fare asporto? Sì. No, perfetto. Sì, giusto questo, ricordiamolo. Per quanto possa aiutare, perché alcuni dicono che è anche diseconomico farla sta attività. Va bene. Scuole, c'è l'ipotesi avanzata dal suo collega Fedriga, che è anche Presidente della Conferenza delle Regioni, di differenziare l'ingresso in classe. Quindi con gli autobus che ci sono, con la capienza al 50%, far entrare qualcuno alle 8 è un'ipotesi per cui è una delle soluzioni che vi dicevo prima, no? Cioè o riduci la presenza a scuola o lasci la presenza inalterata e li fai entrare a orari differenziati, oppure dai la facoltà ai genitori per i minorenni o ai maggiorenni di decidere se andare in DAD e quindi oppure in presenza, quindi adottare un sistema misto che complica un po' la vita, però è pur vero
che c'è chi lo sta facendo, sono tutte azioni sulle quali bisognerà discutere. Di certo qualcosa devono decidere. Tra cui anche magari l'eliminazione del distanziamento, cioè tanto, che ne so, entrare al 100% sul bus o sul treno, tra le ipotesi? No, questa la vedo molto, molto difficile, sinceramente. Vaccinazioni, Presidente. Il Veneto ieri sera ha raggiunto il record, ce l'aveva già, però ieri sera proprio è stato a livelli altissimi, 92,4% nella somministrazione delle dosi rispetto alle dosi consegnate. E questo è un primato veneto, però altre regioni che hanno somministrazioni più basse, tipo il Lazio, la regione Lazio all'88, ha già iniziato però a prendere le prenotazioni per i 60enni e addirittura 58-59 anni. Ognuno fa quello che vuole a casa sua, noi ragioniamo diversamente. Tanto stamattina a magazzino alle 6 di questa mattina abbiamo 103.000 dosi. Che uno può dire, e vi spiego io perché quell'8% non l'abbiamo fatto, sono le 103.000 dosi che sono lì, io le guardo sempre dicendo perché devono star lì, e sono i richiami che facciamo oggi, domani, dopodomani, e abbiamo dovuto accantonarle nell'attesa che arrivino vaccini, perché comunque noi abbiamo i richiami sia Moderna e Pfizer su Moderna e Pfizer a 21 giorni, noi non adottiamo i 42 giorni, solo in caso di emergenza paurosa abbiamo fatto questa scelta, quindi restano i 21 giorni per il richiamo. E poi abbiamo AstraZeneca su AstraZeneca che comincia a lanciarci seconde dosi, perché giustamente sono passati 3 mesi e quindi cominciamo ad avere categorie essenziali soprattutto che hanno bisogno della seconda dose. Detto questo, noi facciamo la scelta per target. La professoressa Tacconelli ci ha insegnato una cosa: sopra i 65 anni donne, sopra i 75 anni maschi. Quando noi abbiamo vaccinato gli over 60 per andare via dritti, sopra i 65 anni maschi e sopra i 75 anni donne, io non l'avevo fatto con malizia, voi l'ho commentato con malizia, ormai siamo deboli. No, a parte le battute, quindi vuol dire che quando noi avremo vaccinato gli over 60 abbiamo messo in sicurezza il 90% dei nostri problemi e dei nostri cittadini che andranno dalla professoressa o da qualcun altro in ospedale, che avranno bisogno di cure intensive. Allora perché vi dico questo? Perché qui c'è un ordine, una disposizione. Finché non si finisce il target non si va a aggredire un altro target, punto. Ma guardate, noi potremmo aprire anche i 16enni per far bella figura, ma la verità è che devo vaccinare i 70enni, ne ho 500.000. Vi dico una roba, andate a guardare la percentuale di 70enni vaccinati da quelle regioni. Noi siamo quelli che hanno la percentuale più alta, ultra 70enni. Ma non è una polemica, cioè noi abbiamo deciso di non aprire finché non abbiamo finito. Allora è inutile che io apra i 60enni e ancora gli 80enni da finire, perché tra un 60enne e un 80enne chi è che rischia di più? Se no aveva senso che ci vaccinassimo, no? A sto punto. Presidente, lei aveva annunciato il famoso tabellone a colori. In settimana ce l'avete? No, oggi c'è la professoressa Tacconelli. Che fa da tabellone? No, oggi paragonarla al tabellone no. Guardate, oggi c'è una notizia che cambia le cure del Covid, fidatevi. Invece, Presidente, per quanto riguarda la forzatura del sito, abbiamo verificato che effettivamente è possibile. Questo riguarda solo le persone contemplate o anche i familiari, magari, che ne so, il disabile che si era già vaccinato e il familiare accompagnatore caregiver che non si era vaccinato può farlo, può forzare il sistema oppure no? L'accompagnatore sì. Sì, ma nel caso in cui la persona disabile o quello che è con patologie si fosse già vaccinata e il familiare non fosse stato vaccinato, può forzare il sistema? No. E quindi cosa deve fare? Deve attendere purtroppo sì. Okay. Ecco, vi dico una particolarità. Adesso noi cerchiamo di tararlo sulla 104. Perché? Perché noi abbiamo aperto un po' in fiducia. Ma ci siamo ritrovati con un'autocertificazione ipercolesterolemia, sì, a volte ho avuto anche colesterolo alto, e uno dice io sono categoria fragile, cioè non funziona così.
Quindi i direttori dicono: guarda, qua abbiamo un po' di autocertificazioni un po' discutibili. Quindi adesso abbiamo riportato sugli over. Allora vi dico qual è la strategia stamattina. Forzo se penso di essere, se sono un 104 e non mi avete riconosciuto. Quindi fragili 104 e disabili. Punto. Scusi, 104 è disabili. Sì, quindi sì, sì. Disabili e fragili. disabili 104 e fragili. Fragili. Okay. Sì, ho detto fragili e disabili, però 104 e disabili. Dopodiché facciamo 70-79, obiettivo massimo, sapendo che all'interno del 70-79 faremo ancora un sacco di fragilità e vulnerabilità, le faremo di default perché andiamo via veloci. Questo è il sistema per avere un target da colpire. Se cominciamo a aprire a 3.000 fronti, l'abbiamo già visto con le categorie essenziali, noi non facciamo più vaccini. O meglio, facciamo vaccini ma non li facciamo utili in questa fase. Presidente, chiedo scusa se continuo a fare le domande, ma lei ha parlato di parecchi temi. La fornitura dei vaccini, le 50 circa 1.000 dosi in più di Pfizer, significa che questa settimana non ce ne saranno? No, ci sono, arrivano mercoledì. Bene. 126-25, adesso vi dico il dato, ve lo dico subito, eccolo qua. Allora, un attimo solo. Allora, esattamente vi posso già dire, il 29, allora ne arrivano, un attimo, il 29 aprile 181.350 Pfizer. Sì, 6 maggio 171.990 e così anche il 13 maggio. Gli altri non ce li ho, non ho la scheda degli altri. Ultima domanda, Presidente. Le risulta che in alcune zone, mi segnalano il Trevigiano, i cittadini siano invitati o ci sia stato il classico passaparola di presentarsi ai centri vaccinali la sera tardi nel caso in cui non ci siano avanzate delle dosi e quindi si inseriscano dentro? No, e se c'è è iniziativa di qualcuno che non è autorizzata come iniziativa. Noi non abbiamo mai dato questa disposizione. Quindi non ci sono, che ne so, quarantenni, cinquantenni, sessantenni che... Se ci sono vaccinazioni improprie, perché noi ne abbiamo discusso in più occasioni. Siccome la domanda parte, immagino, da un presupposto che avete uno di 40 anni che si è vaccinato, ecco. Non 40 anni però, con età più bassa, sì. Ecco, penso che sia un'opportunità di salute tolta a una persona che ne aveva più diritto. Ci sono i problemi allora dei vaccini, che ne so, che scadono? Li avete scongelati da utilizzare, cioè dosi ma c'è una programmazione, soprattutto nel momento in cui noi abbiamo le prenotazioni, perché vi ricordo che ormai da quasi un mese funziona un sito con le prenotazioni, non siamo più ai livelli dell'inizio che avevano le lettere, non sapevi se vi interessa un dato, 5% non vogliono vaccinarsi, over 80, vi do il dato finale, 5,5%, metteteci 5%. C'è qualche USCA al 5,5%, 1% non rintracciabili, cioè non sappiamo come trovarli, anche con l'aiuto dei sindaci abbiamo l'1% degli ultra ottantenni, stanno facendo gli easy rider, non lo so, spariti, cioè non si trovano. Cioè, anche stamattina in riunione dei direttori, ad esempio la Carraro, se volete sentire la dottoressa Carraro, ha detto: guardate, noi non riusciamo a rintracciare l'1% degli ultra ottantenni. No, è su a Belluno. Anche il direttore sanitario che c'era stamattina della 7. Cioè, quindi cos'è che facciamo? Strategicamente, aprendo noi le prenotazioni per gli over 70 a questo punto, automaticamente se arriva una persona di 110 anni e dice: io mi sono dimenticato di vaccinarmi, si prenota, perché è sempre... Quindi comunque le prenotazioni trascinano sempre la fascia d'età più vecchia, per un fatto di contiguità, no? Per cui se ci fosse un ultra ottantenne che mi sente in questo momento e dice: io effettivamente, sa che può sempre prenotarsi, perché il suo codice fiscale è sempre caricato con priorità.
Però insomma è andata bene, abbiamo fatto mediamente, ho visto il 91% di vaccinazioni, cioè una roba grande, 91%, cioè impensabile. Grazie. Prego. Adesso tocca a Cristina Giacomuzzo. Buongiorno. Buongiorno. Riparto dai vaccini per una precisazione. Moderna è in arrivo? È già arrivata? Era data per dispersa? Moderna bisogna cambiare il nome, scrivere speriamo, la chiamiamo come vaccino. Oggi è una giornata di nomi, no? Speriamo. Ancora niente. No, nel senso che noi abbiamo accantonato 38.000 dosi e c'è forse stato un arrivo. A livello nazionale sono arrivate le 400.000, dovevano essere distribuite 33.000 o 30.000, penso. Però guardate, oggi farsi vaccinare, cioè pensare di fare un vaccino Moderna in queste ore o in questi giorni passati è quasi... è praticamente improbabile, perché abbiamo dovuto accantonare tutto per i richiami, non avendo è il vaccino che meno ci ha garantito costanza nelle forniture. Invece Pfizer ormai è arrivato, diciamo, a velocità di crociera, si vede stabilità nelle forniture. Quindi se avete ancora 103.000 dosi in questa settimana... C'è dentro Moderna anche. C'è dentro Moderna? Sì. E quindi non c'è rischio di rallentamento per questa settimana sulla rischio di? Rallentamento per no, mancanza. assolutamente no. Poi le chiedo, Presidente, un'altra cosa che riguarda la scuola e in particolare il nodo trasporti. Abbiamo capito allora che la partita si gioca a livello nazionale, manca una settimana dall'avvio della scuola. Che incontri ci sono, che tappe ci sono? La Regione sta facendo pressing, in che modo? Ma tutti i governatori stanno discutendo di questo, l'attesa è quella di avere un confronto con il governo assieme agli enti locali, perché anche ANCI, quindi i comuni e le province, vivono lo stesso dramma di questa programmazione, che non è che non si vuole affrontare, non siamo nelle condizioni di affrontarla, non ci sono i mezzi sul mercato. Quindi non avete una data, come interessava la data per capire? No, ma spero sia questione di ore, non di giorni. Sì, perché poi ci sono tutti i tavoli provinciali, certo, che si stanno attivando per i trasporti. Se poi cambiano le leggi nazionali o comunque danno un'indicazione diversa, ci sono tutte riunioni da rifare, i tempi stringono, insomma. Se vi interessa, Moderna abbiamo 21.003 dosi, AstraZeneca 33.198 e Pfizer 49.445. Totale sono 103.646. Prego. Quella a stamattina. Passiamo alla professoressa? No, c'è Marco forse ancora. Ci sono ancora colleghi. Marco Bonet. Sì, buongiorno Presidente. Rispetto alla scuola, lei pensa di fare un'ordinanza eventualmente? No. No, quindi non è presa in considerazione l'ipotesi che il Veneto faccia un'ordinanza più restrittiva? No, perché il decreto, mi sono dimenticato di dirvi, è chiaro il decreto che abbiamo vigente, che dice che non possiamo restringere sulla scuola. A me sono concesso che uno lo voglia fare, ma non c'è neanche una facoltà giuridica di farlo. Il decreto in via di scrittura o quello? No, quello vecchio, quello vigente, che è quello che ha imposto, cioè l'apertura nelle zone arancioni fino al 50%, almeno del 50%. Quindi o si muove il governo o non si può fare niente. No. Per fare un po' chiarezza, forse anche perché sono arrivato un po' in ritardo, mi scuso, rispetto all'ipotesi in campo, quindi lei esclude la possibilità di trasporti al 100%, mi pare di capire, no? Questa è esclusa come opzione. Mi sembra improbabile, quindi perché vorrebbe dire, a mio avviso, venir meno a un dogma, no? Che è quello dell'assembramento. Se metti al 100% vuol dire che c'è. Ok, quindi o si ragiona o su DAD, che però dovrebbe essere il governo a decidere, bravo, o su scaglionamenti dei turni. Sì. Altre ipotesi? No, può essere, io direi, ne vedrei tre fondamentali. Lo scaglionamento dei turni, sì, che è quello di entrare a orari sfalsati, in modo tale che i trasporti possano, però con grossi limiti sul fronte dei trasporti e anche della didattica, perché quando abbiamo tentato di affrontarlo in passato non ci siamo riusciti. 2, rendere facoltativa la scelta e quindi fare in modo che ci sia un contingente di cittadini che dice: guarda, io a scuola non ci voglio andare, preferisco farla da casa perché voglio tutelare la mia salute, non lo so, cioè non è. 3, ridurre la percentuale in presenza, cioè di non arrivare al 100, arrivare al 75 o quello che è, non lo so, però sono ipotesi
del governatore del Veneto che restano, diciamo, contributo alla discussione, ma come un contributo alla discussione dobbiamo fare un incontro con i colleghi. Ok, grazie. Prego. Prima di finire il giro abbiamo Antonella Prigioni e poi Silvia Moscati. Buongiorno Presidente, buongiorno Buongiorno. a tutti. Tornerei su questo fatto della scuola. Lei esclude che appunto ci possa essere una presenza negli autobus al 100%, ma se fosse abbinato, non so, un 75% la capienza, quale sarebbe la posizione dei Presidenti di Regione? Va trovata una soluzione che sia rispettosa degli aspetti sanitari e quindi di evitare l'infezione. 2, che sia sostenibile dal punto di vista proprio pratico, perché capite che già il fatto di non avere, a me interessa comunicare ai genitori, no? Mi mettono in panni un genitore e dice ma mio figlio deve andare, gli autobus non ci sono sul mercato, se il mio vicepresidente mi dice non ne abbiamo più, sì, magari domani trovate un'azienda e dice ma io ne ho 1, 2 o 3, noi abbiamo fatto un conto, 1 migliaio di autobus ci servirebbero se vi interessa, a situazione cristallizzata, se il decreto fosse questo, dobbiamo avere non i 500 che abbiamo preso, ma più 1000 ancora. Dove andiamo a trovare 1000 autobus sul mercato? C'è una roba impensabile per noi. Lei teme dal punto di vista sanitario una riapertura comunque delle scuole al 100%? Ma guardate, io penso una cosa, dopo lo chiedete magari alla professoressa che è molto più esperta di tutti noi. Penso una cosa, che ogni forma di assembramento ci esponga a un rischio, dopodiché lo possiamo attenuare con il rispetto delle regole, arieggiando i locali, ci aiuta la buona stagione, e questo non è irrilevante, però è ovvio che tutto quello che è assembramento è assembramento, non è che possiamo far finta di non vedere questo, non serve scomodare premi Nobel per arrivare a queste considerazioni. Poi volevo chiederle una cosa, leggevo da qualche parte che una volta come piano vaccinale messi in salvaguardia le categorie a rischio, probabilmente si potrebbe rivedere il parametro di procedere per età a scendere, si potrebbe prendere in considerazione... No, se non ci verrà tolta anche questa facoltà, in Veneto si scende per corte, si va giù con l'anno di nascita, che è il sistema migliore, tutelati i fragili, i vulnerabili, le disabilità, ma poi si scende per anno di età. Grazie. Per anno di nascita, scusami. Silvia Moscati. Buongiorno Presidente. E senti, io tornerei appunto sulla vaccinazione degli over 80. Abbiamo visto delle giornate in cui c'è stata un'organizzazione fantastica, anzi sovradimensionata quasi, perché per le USL che seguo io, la 2 e la 3, abbiamo visto la Serenissima che addirittura ha dedicato 3 giornate, per cui ad un certo punto c'è stato un vuoto, perché effettivamente erano rimasti pochi novantenni, diciamo, che magari per motivi vari e soprattutto qualcuno si sono presentati, hanno tentato forse di farsi vaccinare, degli ultra settantenni che magari erano imparentati con questi anzianissimi che non potevano essere vaccinati proprio perché troppo a rischio ma non sono stati vaccinati, perché io ho visto personalmente, ero presente, per cui la domanda è: si può fare, siccome io ho notato, adesso mi sono arrivate un sacco di segnalazioni che questi ultra settantenni oggi non sono riusciti a prenotarsi, o vuoi perché i portali erano già, le prenotazioni erano già esaurite, o vuoi perché c'era difficoltà, insomma non cosa sono vuol riusciti. dire ultra settantenni? 70-79? Esattamente, come era stato detto. Infatti mi è arrivato un messaggio di qualcuno che dice: ma come era stato detto e io non sono riuscita. Ecco, allora la domanda qual è? È possibile fare, vista la riuscita di queste giornate, qualche altro open day proprio per questa categoria? Accesso rapido? Sì. Esattamente, come perché ha avuto grande successo, perché noi ricordiamoci che andare dentro il sito, io personalmente l'ho fatto per tantissime persone. Capisco. Noi lo faremo alla fine questo, alla fine? Incentiviamo di più la fase finale, la coda finale per fare l'accesso diretto. C'è anche da dire che adesso c'è in corso una modifica del sito, non so se ve ne ho parlato, dove diciamo 70-79, accompagnatore prenotato, cioè
entra Mario Rossi, è nel target, nella corte 70-79 anni, si prenota col codice fiscale e poi c'è una casella nuova che comparirà, adesso non sarà domani mattina ma sarà dopodomani, insomma, e dice sei accompagnato, sì, e quindi carica 2 prenotazioni, solo che la seconda non è con nome e cognome ma è agganciata alla sua, quindi avrà una stampa della sua prenotazione nominativa e ci sarà scritto più accompagnatore. L'unica regola, ci sarà scritto che l'accompagnatore deve avere over 70, deve essere un over 70, cioè se va con un signore va con la signora, con la moglie se ha 69 anni non viene vaccinata. Sì, però mi permetto di farmi portavoce di questa difficoltà che molti hanno proprio con il sito. E ma ci sono le farmacie convenzionate tutte in Veneto per fare questo lavoro. Ok. I comuni, allora questo diciamolo, le caserme dei carabinieri che lo fanno, sì, ecco, sì, ci sono scusi, dei luoghi, ci sono persone... i cittadini che non riescono a prenotare autonomamente utilizzando il sito, che è di una semplicità, avete visto, 30 secondi per prenotare. Per chi è, d'accordo, che ma è così. proprio perché pensiamo anche a chi non usa, non ha dimestichezza, si può andare in una farmacia piuttosto che i carabinieri lo fanno già in molte realtà, o un conoscente, insomma, però la farmacia, se uno vuole un punto di riferimento, la farmacia può fa la prenotazione. Benissimo. E farà anche i vaccini, appena arrivano vaccini per le farmacie glieli diamo. Benissimo, grazie. Prego. Lascio la parola alla professoressa Tacconelli. Prego. Grazie. Grazie. Allora, buongiorno. Non pensavo di tornare così precocemente rispetto all'ultima volta che ci siamo visti, però devo dire mi fa piacere che le stime che avevamo fatto insieme, che avevano un iniziale ottimismo per quello che stava per succedere in quel momento, poi si sono verificate così come le avevamo discusse. Sicuramente c'è una riduzione dei ricoveri ospedalieri, c'è una riduzione dei pazienti che hanno bisogno di terapia intensiva, e direi che molto interessante è il dato della mortalità all'interno della Regione Veneto, che comparando i periodi 2017-2019 con 2021 per il mese di febbraio c'è addirittura una lieve riduzione nel secondo periodo rispetto al primo. Ora è ovvio che le mortalità generalmente comparando anni possono avere delle fluttuazioni, quindi non dico che si è ridotta, però non è aumentata, come invece succede per altri mesi in cui se confrontiamo dicembre 2020 con dicembre 2017 ovviamente c'è un enorme. E questo secondo me è un dato veramente importante, perché febbraio e marzo, anche se i dati di marzo non sono ancora completamente definiti, però significa che tutto il lavoro che viene fatto, che è un lavoro di equip, che include i nuovi farmaci, che include le vaccinazioni, che include il lavoro dei medici di medicina generale e l'organizzazione in toto della regione, significa che la tendenza di nuovo è verso un miglioramento chiaro. Per quello che riguarda invece gli anticorpi monoclonali, questa volta forse un po' più di dati rispetto alla volta precedente. Di interessante c'è sicuramente che ora, per quel che mi riguarda, io dal 23 febbraio dell'anno scorso non ho più una vita che vada al di là del Covid, nel senso non leggo, non faccio assolutamente nulla, però qualcuno dei miei medici mi faceva notare come ci sono state testate giornalistiche di regioni che hanno detto abbiamo fatto gli anticorpi monoclonali, siamo i primi. No, non è vero. In Italia ad oggi sono stati somministrati poco più di 2000 terapie con anticorpi monoclonali. Ogni terapia è un paziente singolo, quindi sono stati trattati poco più di 2000 pazienti. Di questi 2000 pazienti trattati, 400, adesso dipende dalla giornata in cui facciamo il calcolo, 410-420 sono venete, all'interno del Veneto. All'interno del Veneto siamo organizzati che le terapie vengono fatte in ciascuna ULSS più l'azienda universitaria di Verona e quella di Padova. Verona di queste 420 dosi ne ha fatte 115.
Su questi 115 quindi posso darvi qualche dato di più, ovviamente come sempre l'evidenza si basa su studi di un certo tipo, però 120 pazienti sicuramente ci possono dare un'idea di come stanno funzionando. Questi 120 pazienti che abbiamo richiamato ognuno a distanza di una settimana, quindi c'è anche aver seguito il paziente nel tempo, sono ugualmente distribuiti tra maschi e femmine, quindi li abbiamo distribuiti in maniera uguale, sono tutte persone con più di 70 anni, con qualche rara eccezione, con almeno una patologia concomitante, quindi tutti severa, secondo i criteri AIFA. Il che significa che se io prendo 120 pazienti con queste caratteristiche senza anticorpi monoclonali che hanno almeno un sintomo di malattia, mi aspetto, con tutto quello che è successo nell'anno precedente, che tra i 30 e i 35 finiscano in ospedale. Di questi 30-35 che finiscono in ospedale, purtroppo tra i 5 e i 7 vanno incontro a decesso. Questi sono i dati dell'Istituto Superiore di Sanità e sono anche quelli americani, quindi le percentuali stanno intorno al 27% di ricovero ospedaliero nelle grandi categorie di fragili, con un 25% di mortalità. Nel gruppo che noi abbiamo trattato di 115 pazienti ne abbiamo ricoverato 14 verso i 30-35 che ne avrebbero avuto bisogno senza. Di questi 14 ce n'è addirittura uno senza ossigeno che abbiamo ricoverato perché è estremamente fragile, quindi in via prudenziale, nessun decesso. E credo che questo, almeno per quel che mi riguarda, anche solo pensare che 6-7 persone in un mese non sono morte di Covid, a me ne basta uno. Uno dei nostri pazienti, vi faccio un esempio di quelli che rappresentano un po' come funzionano gli anticorpi monoclonali. 70enne, in ottima salute, responsabile di un'azienda insomma, abbastanza rinomata, con un asma importante, quindi sicuramente paziente estremamente fragile da un punto di vista di Covid polmonare. Ha il primo sintomo e a conoscenza di anticorpi monoclonali, chiama il medico, fa immediatamente il tampone rapido, il medico ci manda una mail alle 8 di sera quando il paziente ha avuto il farmaco, alle 8 della mattina dopo il paziente è da noi, fa la terapia, in 24 ore i sintomi scompaiono completamente e in 5 giorni il tampone è negativo. Ecco, questo è l'ideale di come funzionano gli anticorpi monoclonali. Vanno somministrati immediatamente, cioè il più rapidamente possibile. Di quei 14 pazienti che vi dicevo, erano tutti arrivati a noi molto tardivamente, perché AIFA dice che entro 10 giorni. Ma noi abbiamo visto, e ci sono anche alcuni studi scientifici che lo confermano, che è importante che gli anticorpi vengano dati quando il paziente non ha ancora i propri. Quindi è veramente un'azione rapida e l'importante è che passi il messaggio che non serve un tampone molecolare, ma anche un tampone rapido può essere sufficiente per l'invio, perché un tampone rapido positivo in un paziente sintomatico e ovviamente il rischio che sia, noi glielo ripetiamo anche quando arriva, però voglio dire è chiaro che il paziente in quel momento ha bisogno. Quello che è successo per gli anticorpi monoclonali, diciamo di cui parlava il presidente Zaia prima, e che venerdì AIFA ci ha contattato perché quando AIFA ha approvato gli anticorpi monoclonali per i pazienti ad alto rischio a marzo ha anche aperto un bando per richiedere che venisse prodotta evidenza scientifica per poter utilizzare questi anticorpi monoclonali anche nei pazienti che non hanno rischio. A quel punto il dottor Flor ci ha chiamato dicendo che sicuramente c'era un interesse molto alto del Veneto di poter competere e di poter avere gli anticorpi monoclonali che verranno tutti in gran numero forniti direttamente da AIFA, e abbiamo presentato la nostra proposta, che è il famoso Mantico, che interesserà tutti quelli che hanno più di 50 anni, quindi abbiamo allargato ulteriormente, senza nessun fattore di rischio. Quindi significa che chiunque abbia almeno un sintomo, che può essere anche stanchezza, con un tampone positivo avrà diritto, appena da un punto di vista amministrativo abbiamo fatto tutti i passi necessari per poter iniziare, diritto ad entrare nello studio Mantico.
Abbiamo calcolato che se raggiungiamo 1200 come massimo riusciamo ad avere un'evidenza scientifica così forte da poter poi ampliare i progetti regionali, anche nazionali, e quindi poter dare delle indicazioni a tutte le regioni su quello che è utile fare. Cosa ci aspettiamo? È che trattare i pazienti all'inizio dei sintomi mi riduca in maniera veramente importante l'ospedalizzazione, ma anche per esempio il bisogno di ossigeno. È qualcosa che a domicilio, perché noi adesso tanti pazienti, pur di evitare di ricoverarli per lasciare il pozzo ai pazienti più gravi, siamo in grado di dare l'ossigenoterapia a casa, questo in tutto il Veneto. E l'altra cosa che andiamo a calcolare è anche i giorni di lavoro persi, perché ovviamente se io devo fare anche un investimento economico in futuro per la popolazione e ho il vaccino degli ultra 65 anni, pian piano arriviamo alla vaccinazione completa, diciamo per la fine di ottobre, se non vogliamo essere più ottimisti, e contemporaneamente trattiamo tutti i sintomatici, uno può avere il diritto di fare il Novax a quel punto, perché la riduzione della trasmissione sarà stata così importante che riusciamo a proteggere i pazienti. E poi non so, un'ultima probabilmente riflessione dal mio punto di vista su questa grande riapertura. Ovviamente è facile dire sarebbe meglio non riaprire, perché poi qualunque cosa succeda si dice io l'avevo detto che era meglio non riaprire. Esatto, quindi si tratta di una pandemia, quindi è ovvio che l'isolamento del singolo è il modo migliore per interromperla, non ce lo dobbiamo raccontare dopo un anno. Però credo che a questo punto, con tutto quello che abbiamo, sia una questione veramente di consapevolezza di far parte di una comunità, cioè che ognuno di noi possa andare la sera a letto tranquillo di non essere responsabile di nessuna infezione in un paziente che è in ospedale, e tutto quello che occorre è l'utilizzo della mascherina e l'igiene. Se uniamo questa consapevolezza alle vaccinazioni, agli anticorpi monoclonali, veramente possiamo passare un'estate più serena, ed è proprio il senso della comunità e avere la volontà di proteggere. Io sono vaccinata, quindi penso che ovviamente il mio rischio di trasmettere è praticamente vicino allo zero. Non mi toglierei mai questa mascherina entrando in un locale, perché penso al rischio che la persona, e ripeto, voglio dormire la sera serena di non essere responsabile di nessuna di quelle infezioni che senza accorgermene potrei aver provocato. Quindi se si riesce a stimolare questo senso etico di comunità, probabilmente si riesce. Non so se questo è un po' troppo idealista forse, però va bene, ci ho provato. No, nel senso, devo dire che i cittadini si sono messi molto d'impegno, però io volevo dire una cosa, perché al di là della modestia della professoressa Tacconelli si è dimenticata di dire una cosa, che grazie a lei abbiamo vinto la partita dei monoclonali a livello nazionale, perché oggi il Veneto è punto di riferimento nazionale per lo studio sui monoclonali, e questo è fondamentale dirlo, perché ancora una volta buttare il cuore oltre l'ostacolo e crederci. Vi ricordate quando vi dicevo i monoclonali, ho fatto una videoconferenza, la professoressa me ne ha parlato fin dal primo giorno di questa opportunità. Ancora una volta Veneto è in prima fila, quindi volevo ringraziare la professoressa. Poi diventerà anche questo uno studio multicentrico non solo in Veneto ma a livello nazionale. Mi fa piacere che l'abbia detto il Presidente, che l'avrei dovuto dire io effettivamente, ma ero talmente presa dal messaggio positivo dell'utilizzo che invece ho dimenticato di dire che il messaggio di AIFA era appunto che eravamo arrivati primi in questa valutazione, che è stata una valutazione da esperti indipendenti, e quindi di conseguenza abbiamo questa possibilità scientificamente di farlo in tutto il Veneto, perché è una rete veneta, e anche la rete che abbiamo utilizzato per lo studio OMS in Italia, che anche quello era coordinato da Verona. Grazie. Perfetto, grazie alla professoressa Tacconelli, molte cose interessanti dette, immagino che i colleghi vorranno intervenire. Si è prenotata Prigioni, poi Giacomuzzo, poi Tosato e Moscati.
Buongiorno professoressa, a questo punto sulla base di queste prime risultanze che sono più che significative, si può dire che l'anticorpo monoclonale potrebbe essere la cura del Covid? Potrebbe essere una delle componenti delle cure del Covid, perché il problema del Covid è che è una malattia a più fasi ed è quello che rende così difficile trovare una terapia unica. Per cui se il paziente arriva troppo tardi di nuovo o è in ospedale, no, l'anticorpo monoclonale non può in questo momento essere efficace. L'anticorpo monoclonale e la cura per il Covid nei primi giorni dal momento dell'infezione, sì. Alla luce di questo, che cosa pensa del ripetersi che si fa sempre più vistoso in questi ultimi periodi della terapia precoce con idrossiclorochina, che è sempre stata un po' al centro, no, di alterne vicende, e il cortisone? Ma su questo devo dire che penso che per quel poco che un po' ci conosciamo, io ho un modo di lavorare che mi è stato insegnato che si deve basare, l'attività medica deve basarsi sull'evidenza scientifica, e questo non si applica solo al Covid. Ci sono state nella storia dell'Italia tantissime situazioni in cui si è gridato al farmaco più utile o alla chemioterapia più efficace. Benissimo, se questo è vero, nella scienza è facilissimo da dimostrare, ci sono delle regole assolutamente ferree che mi permettono di capire se un farmaco è efficace oppure no. L'idrossiclorochina, proprio per il suo costo, è stata utilizzata su larghissima scala in studi costruiti per dimostrare che quel farmaco avesse efficacia, quale per esempio quello dell'OMS, fatto a livello mondiale, e nessuno studio ad oggi ha dimostrato che quel farmaco possa veramente essere utile. Quindi, essendo io una persona che crede molto anche nel farmaco già disponibile, ho un attimo sempre dubbi rispetto al farmaco nuovo, perché voglio essere sicura dei dati, li voglio analizzare bene, quindi sarei felicissima se l'idrossiclorochina fosse la risposta. Purtroppo non lo è, ed è stato dimostrato sia da un punto di vista di terapia, indifferentemente se sia stata data all'inizio della malattia, al centro o nel periodo terminale, ma soprattutto è stata addirittura utilizzata per prevenirla. E di nuovo assolutamente no. Ci sono addirittura degli studi che dimostrano che dare l'idrossiclorochina con l'altra moda dell'ultimo anno, che è quella dell'azitromicina, che viene associata all'idrossiclorochina, ha causato un aumento importante nei pazienti anziani di rischio cardiovascolare, proprio perché vanno tutte e due ad agire sul ritmo cardiaco e quindi di conseguenza hanno aumentato il rischio che i pazienti avessero un evento cardiovascolare. Quindi no. Il problema del cortisone, che è un altro farmaco su cui io sono sempre un po' sospettosa, perché non è un farmaco ma fondamentalmente un sintomatico. Quindi se io do cortisone ad un paziente, il paziente mi dice immediatamente grazie, sto benissimo. Quindi da un punto di vista medico è la cosa più facile da fare. Io non saprò mai se il paziente sarebbe guarito da solo o se sono stata io. Quindi chiunque dà cortisone immediatamente lo fa in malafede, a meno che non sia una patologia reumatologica, e ovviamente è un altro discorso. Il problema del cortisone è oltre un altro: se io lo do troppo precocemente, e questo lo dimostrano molti studi, mi riduce la possibilità di capire come il paziente sta evolvendo a casa, per cui purtroppo noi ci siamo ritrovati in pronto soccorso un gran numero di pazienti giovani in condizioni gravi, che fin dal momento in cui avevano il tampone avevano iniziato il cortisone, paziente felicissimo, dopo 5 giorni comincia a peggiorare, arriva in pronto soccorso, ha finalmente la possibilità di fare una radiografia del torace ed è un quadro estremamente complesso ed avanzato. Quindi il cortisone può essere utilizzato ed è sicuramente uno dei farmaci più potenti che noi abbiamo quando il paziente comincia ad avere dei sintomi respiratori importanti. Usato troppo precocemente è addirittura pericoloso. Quindi c'è un momento, e ci sono anche delle indicazioni molto chiare. Il Veneto, tra l'altro, ha fatto un documento secondo me tra i migliori in Italia, su cui abbiamo discusso tanti tipi diversi di esperti, dall'infettivologo al microbiologo, con rappresentanti della medicina del territorio, ed è un bellissimo documento che è stato rinnovato poche settimane fa,
in cui diamo tutte le indicazioni per il tipo di farmaci, laddove debba essere utilizzata l'aspirina, laddove debba essere utilizzato il cortisone, quando servono gli antibiotici. Quindi chi vuole fare medicina sul territorio in maniera seria ha un documento di primissimo livello che può consultare. Grazie. Grazie, tocca a Cristina Giacomuzzo. Scusi, una precisazione, intanto un buongiorno, una precisazione, la rete che lei organizza adesso è solamente veneta, nel senso che la ricerca non varca i confini veneti, è solo tutta veneta e vale per tutta Italia, ho capito bene? No, è nazionale. È nazionale perché una delle richieste di AIFA era proprio che tutti i pazienti italiani avessero la possibilità di accedere. Quello che noi abbiamo fatto nella descrizione di come avremmo lavorato, che è piaciuta così tanto AIFA, abbiamo dato la disponibilità di una rete veneta che esiste infettivologica, che quindi verrà tutta coinvolta, e una rete nazionale che è quella dell'OMS in Italia, su cui abbiamo tra l'altro testato anche la clorochina. Sì, quindi vuol dire che altre università e altri ospedali faranno la stessa ricerca e i dati confluiranno? Certo, esatto, a Verona. E quando si parla di anticorpi monoclonali, in realtà non ce n'è uno. Ce ne sono altri in arrivo, quali si useranno in questa ricerca? Allora, nella ricerca ci sono quelli che al momento sono disponibili con AIFA, che quindi hanno la monoterapia della Lilly e la combinazione sia della Lilly che della Roche. E il trial è costruito in un modo che si chiama adattativo, che vuol dire che vengono fatte continuamente analisi sui dati dei pazienti per cercare di capire il più velocemente possibile se c'è un beneficio per quel paziente e quindi eliminare il farmaco che non funziona e continuare a dare al paziente che verranno dopo i farmaci che funzionano di più. Questo è un modello nuovo di fare degli studi che permette di non aspettare i 10.000 pazienti prima di avere un risultato, ma di utilizzare dei metodi statistici che mi permettono di avere una risposta più rapida. E significa anche che se in una settimana noi avessimo un nuovo anticorpo monoclonale di cui abbiamo dei risultati iniziali molto buoni, io posso inserirlo su questa piattaforma e utilizzare lo stesso tipo di meccanismo. Quindi è una specie di piattaforma aperta, che è il nuovo modo che si ha in Europa per fare questo tipo di studi. Previsioni di tempo? Allora, io comincerei domani. Però ecco, c'è tutta una serie di lungaggini burocratiche che però il Presidente Zaia ha detto che lui in prima persona cercherà di risolvere, quindi speriamo di partire appena tutta la burocrazia che è collegata con un clinical trial viene messa, però faremo il più possibile per essere rapidi. Nel frattempo somministriamo ancora certo, sì, noi abbiamo tutti i fragili, continuano, noi li chiamiamo tutti uno per uno. Sì. E la selezione avviene sempre tramite medico di base? Allora, la somministrazione che stiamo facendo nel Veneto va attraverso il medico di medicina generale che segnala, poi ogni USL si è un po' organizzata come meglio crede, da noi preferiamo comunque chiamarli tutti i pazienti che ci vengono segnalati prima di farli venire, in modo da capire meglio se non sono così gravi da dover andare in pronto soccorso, da venire da noi, però quello poi ogni USL si è organizzata a modo proprio. Per lo studio io sto pensando, però ho bisogno di rifletterci un po', ma credo che potremmo anche farlo senza il medico di medicina generale. Perché? Perché se noi stiamo parlando di persone che non hanno fattori di rischio, ma hanno solo un sintomo, io sto pensando che il modo più veloce per dare beneficio alla popolazione è quella di dare la possibilità al paziente di prendersi un appuntamento, come per qualunque altro farmaco, noi lo visitiamo, informiamo il collega ufficialmente che quel paziente è venuto da noi per fare il farmaco, però così probabilmente aiutiamo anche le persone ad avere accesso al farmaco più rapidamente. Dottoressa, sono Vanzan, buongiorno. Si rende conto della mole di lavoro? Nel senso che dovrete avere un centralone, non un centralino per tutti quelli che chiameranno? No, come le ho detto, è una cosa a cui riflettevo nelle ultime 48 ore. Si può trovare però un modo. Adesso se il nostro scopo è quello di avere
l'evidenza scientifica per cambiare le raccomandazioni terapeutiche il più velocemente possibile, e se davvero siamo in 30-35 centri a farlo, si può ipotizzare di avere un accesso numerico limitato. Cioè perché io lì ho bisogno comunque della sedia del paziente, ho bisogno di visitarlo, ho bisogno di fargli un'anamnesi accurata, devo mettere l'infusione, devo farlo aspettare un'ora e a quel punto lo mando a casa. Quindi comunque ho bisogno, un centro bene organizzato probabilmente ne può fare una quindicina al giorno. Considerate che oggi in Veneto vengono fatte tra le 20 e le 30 somministrazioni al giorno in tutto il Veneto. E stanno diminuendo negli ultimi 2 giorni, il che potrebbe essere perché i pazienti fragili cominciano ad essere vaccinati e quindi abbiamo un po' meno casi, anche se mi sembra un po' troppo presto per vedere già i risultati, però potrebbe aver avuto un impatto, oppure i medici di medicina generale hanno un attimo rallentato le segnalazioni. Per cui si potrebbe decidere che ogni centro accetta le prime 15 segnalazioni, viene detto chiaramente al paziente che quello è il modo in cui funziona, perché è ovvio che non li possiamo trattare tutti, però se si riesce a fare un servizio in questo modo si può togliere questo lavoro dalla medicina territoriale. È da discutere ancora, quindi è un'ipotesi di lavoro alternativa al coinvolgimento dei medici di medicina generale, altrimenti sarà esattamente come facciamo adesso. Considerate che noi abbiamo anche delle sorveglianze attive, tipo a Verona noi abbiamo Sentinella, che è una coorte di 1800 persone, quasi 2000, che viene da noi ogni 3 settimane a fare il tampone, e appartengono a categorie più o meno a rischio, giovani anche, e per esempio in quel caso noi siamo i primi a sapere della positività, perché spesso non hanno nemmeno il medico di medicina generale qui nel Veneto, ma per esempio le hanno in altre regioni, come gli studenti fuori sede per esempio. Quindi ci sono varie possibilità di attrarre pazienti. Un'ultima cosa, dottoressa, le volevo chiedere che cosa pensa della scuola in presenza al Microfono, per favore. Volevo chiederle che cosa pensa da medico, da super specialista, della scuola in presenza al 100%. Penso che è una decisione che non può essere solo ed esclusivamente valutata sulla base del rischio Covid. Credo che i ragazzi che sono stati mantenuti in una DAD prolungata come quella di quest'ultimo anno hanno anche degli altri effetti collaterali di cui stanno soffrendo. C'è stato un incremento veramente importante di problematiche psicologiche, di bulimia, di anoressia nelle ragazze, e questo mi spaventa molto, oltre a credere anche che la DAD non sia il modo migliore per creare una conoscenza utile per la vita, e quindi ci sarà anche un danno comunque culturale di cui vedremo i risultati solo tra qualche anno. E se il personale della scuola nella maggior parte dei casi è vaccinato, con il sistema di sentinelle che abbiamo instaurato con l'Università di Padova e il professor Baldo da un paio di settimane, dove comunque c'è un controllo periodico e settimanale di una buona rappresentanza delle scuole, che ci dovrebbe dire se ci sono dei problemi, io tendenzialmente sarei favorevole, a meno che non ci siano delle situazioni logistiche in cui in una classe entrano solo 30 persone e ce ne sono 60, però ecco lì poi sono gli outliner che debbono essere considerati. Però tendenzialmente credo che in questo momento, se tutto continua a funzionare così bene, mi sembra più utile riaprire che non riaprire. Grazie, proseguiamo con Tosato, poi Moscati. Ben ritrovata, professoressa, ma ricordo male o nella sua visita precedente lei aveva definito improbabile una seconda ondata del virus? Guardi, difficile perché eravamo già nella terza, quindi probabilmente mi è stato chiesto della quarta ondata, ed in questo momento mi continua a sembrare difficile se si continua con le vaccinazioni. Credo di aver risposto che ero ottimista se il numero delle vaccinazioni continuava ad aumentare, se si potevano utilizzare nuovi farmaci e se si continuava a mantenere il distanziamento sociale. Certo.
Ci ricapitola un attimo i termini di questo studio, nel senso che essendo appunto uno studio innovativo, per capire un po', lei diceva si rivolge a persone over 50 anche con un semplice sintomo di stanchezza, ma comunque positive al Covid, immagino. Certo, si tratta di uno studio randomizzato controllato di tipo adattativo, questa è la terminologia precisa, in cui vengono inclusi pazienti che hanno più di 50 anni con una diagnosi entro 4 giorni di malattia, infezione da SARS-CoV-2 con almeno uno dei sintomi nelle liste riconosciute a livello internazionale associate al Covid, quindi che vanno dalla cefalea ovviamente sintomi respiratori, diarrea, difficoltà nel sentire i sapori, gusto, eccetera. Non devono aver bisogno di ossigenoterapia, perché ovviamente si tratta di pazienti nelle fasi veramente iniziali della malattia. E il ventaglio potrebbe estendersi fino a 1200 persone? Sì. Il piano di budget che è stato accettato da AIFA e che comunque, come sempre negli studi clinici, verrà ridiscusso adesso nei prossimi giorni, era tarato su 1260 pazienti. Ecco, per quanto riguarda l'effetto varianti, che in Veneto è stato, insomma, la variante inglese è stata per molti versi determinante, mi pare, no? Sia a livello di contagi che a livello di mortalità. Come si rapporta questa terapia con le varianti? Allora, in questo momento non c'è nessuna evidenza scientifica che l'utilizzo degli anticorpi monoclonali modifichi l'effetto a seconda del tipo di variante che infetta il paziente. Quindi se la domanda è rivolta all'utilizzo degli anticorpi monoclonali, non dovrebbe esserci per le conoscenze in questo momento nessun impatto. Il discorso delle varianti è un discorso aperto a livello della scienza europea. Anche l'impatto delle varianti sulla mortalità, l'impatto, la loro distribuzione non è un argomento completamente chiarito. Considerate che l'Europa in questo momento sta investendo probabilmente centinaia di milioni di studi proprio per capire qual è l'associazione tra le varianti e il quadro clinico. Uno di questi è il famoso Orchestra che abbiamo presentato qui e che è partito da 4 mesi, in cui la Regione Veneto è in prima linea e stiamo rivalutando tutti i dati degli 80.000 pazienti positivi insieme con la Regione Emilia-Romagna, che è l'altra regione italiana che partecipa, proprio per cercare di capire, anche analizzando i campioni congelati dei pazienti, se ci sia veramente una correlazione tra il quadro clinico e la variante. Però, per dire, è qualcosa che è veramente ancora in definizione, quindi ogni giorno acquisiamo nuove informazioni. Grazie. Si è prenotata la collega Moscati. Sì, buongiorno dottoressa. Alcune cose sono già state chiarite e chieste dai miei colleghi. Volevo solo dire, l'ultima volta che ci eravamo visti mi parlava delle dosi che dovevano arrivare, della Roche appunto, come ha detto. E siccome si tratta adesso di una ricerca su 1200 casi, immagino che non ci sia più il problema delle forniture, che queste sono state assolutamente distribuite. Allora, ovviamente l'informazione ci è stata comunicata telefonicamente venerdì, quindi non abbiamo ancora nulla di amministrativo, però quando noi abbiamo disegnato lo studio l'abbiamo fatto sulla base delle informazioni che AIFA ci ha dato sulla disponibilità di farmaco per lo studio. Quindi AIFA, quando ha fatto il bando, sapeva già che aveva a disposizione un tot numero di fiale, con accordi che AIFA ha fatto, non noi, con le case farmaceutiche, per poter permettere il miglioramento dell'evidenza e dei dati. Benissimo. Ecco, invece tecnicamente, se uno, tutti chiedono questo, io mi trovo che ho più di 50 anni, che mi sento un sintomo, vado a fare un tampone rapido,
qual è il passaggio tecnico? Il medico, chiamo il medico magari non mi risponde perché in questo momento sappiamo che molti medici stanno vaccinando, sono oberati da altre cose, per cui supponiamo che uno si trovi lì e che non riesce a colloquiare col proprio medico, qual è il passaggio che consiglia successivo per poter magari vedere di accedere a questa cura? Allora, su questa cura nello specifico dobbiamo aspettare che venga data l'approvazione a tutti i livelli amministrativi per poter iniziare. E dopodiché appena noi avremo un ok ufficiale per poter iniziare, perché adesso AIFA ha approvato, però poi ovviamente c'è il comitato etico regionale, c'è il comitato etico nazionale, per cui ci sono sempre quelle 4-5 settimane purtroppo. Bisogna preparare gli ambulatori. Ora noi utilizzeremo quelli che già abbiamo, quindi io spero che sia pochissimo tempo, però ci sono dei passi amministrativi su cui non possiamo far nulla. Mi immagino che in una situazione come quella che lei mi ha descritto, innanzitutto se non ci fosse l'accesso agli anticorpi monoclonali, il consiglio da dare a quella persona di prendersi un saturimetro, perché quello è assolutamente quello che fa la differenza, di misurarsi 2 volte al giorno il livello di saturazione di ossigeno, di farlo ovviamente senza smalto, con le mani pulite e seduta a riposo, che può utilizzare senza nessun problema farmaci per la febbre come per esempio l'ibuprofene o il paracetamolo, e antitussigeni la stessa cosa. Non deve fare aerosol perché ovviamente c'è il rischio di nebulizzare particelle di virus all'interno dell'ambiente, si deve isolare per quanto è possibile dagli altri componenti della famiglia, ma è la saturazione che fa la differenza. Quindi se scende al di sotto dei 91-92, lì è il momento di accedere al medico di medicina generale o di venire in pronto soccorso. Grazie. Io non ho altre richieste di domande, per cui se non... Ringraziamo la prof, come si dice di solito, no? La persona che fa la differenza, quindi grazie veramente, perché con il Covid non è che purtroppo potevamo cambiare il corso della storia, però lei è riuscita, grazie alla sua esperienza, a portare innovazione in Veneto e il risultato lo si vede anche nel progetto di oggi. Grazie. Grazie a tutti e a domani. Dunque è terminata questa lunga conferenza stampa del Presidente della Regione Luca Zaia, ha dato subito i dati del bollettino regionale, che sono 497 i positivi in più nelle ultime 24 ore, che rapportati a 10.786 tamponi, sempre ovviamente nelle ultime 24 ore, ha un'incidenza del 4,61%. I positivi dall'inizio della pandemia sono 401.947. Per quanto riguarda invece le persone in isolamento sono 26.522 quelli ad oggi. Le persone ricoverate sono 1.759, sta calando il numero delle persone ricoverate, meno 7, nell'area non critica sono 1.495, meno 8, mentre in terapia intensiva sono 264 più 1. Ovviamente, dice il Presidente, dovremo attendere i dati fondamentali che saranno martedì, perché questi si aggiungono poi i dati del fine settimana. Ci sono purtroppo 7 decessi in più sempre nelle ultime 24 ore, mentre sono 19.655 le persone dimesse. Un trend, ha detto il Presidente, che è in continuo calo. Ovviamente bisognerà attendere, come detto, i dati del martedì, che saranno quelli più, diciamo, reali. Ha parlato della dose dei vaccini che stanno arrivando, e ha detto insomma che non ci saranno né stop né ritardi nelle vaccinazioni, quindi continua la campagna, continuano le vaccinazioni anche per gli ultra settantenni. Poi ha detto che ha parlato del problema dei trasporti, delle scuole, perché dice appunto adesso riprenderanno al 100% nelle scuole, mentre il 50% per quanto riguarda i mezzi di trasporto, e ci sono dei problemi perché i mezzi mancano e il governo
governo deve assolutamente mettere mano a questa partita. Poi dice 3 potrebbero essere le proposte, ovviamente, che saranno da valutare tutti insieme agli altri presidenti delle regioni e ovviamente insieme al governo, che sono quello di rendere facoltativa la presenza, differenziare le entrate a scuola oppure ridurre la percentuale in presenza. Dice sono solo ipotesi, ma vanno ovviamente prese in considerazione. Per quanto riguarda invece il coprifuoco, il presidente della regione ha detto si dovrà attendere ovviamente il comitato tecnico scientifico, sentire loro che cosa diranno, ma anche capire insomma quali sono le proposte da parte di tutti gli altri governatori per capire quale potrebbe essere la soluzione anche per quanto riguarda il coprifuoco. Dice quindi proposte, dice non ne ho, vedremo intanto che cosa diranno anche gli altri. Poi c'è stato il lungo intervento della dottoressa Tacconelli, che ha parlato delle terapie monoclonari, ha detto insomma quali sono i vantaggi, quali sono poi i risultati, ottimi risultati raggiunti proprio nelle ultime settimane, dicendo anche che il Veneto è il capofila di queste terapie a livello proprio nazionale. Ha parlato come vi ho detto, di dati, ha parlato delle percentuali di guarigioni, insomma, con queste terapie, cose che ovviamente noi vi riporteremo poi nel corso dei nostri telegiornali questa sera. Ci spostiamo un attimo invece in Toscana, perché c'è stata una manifestazione dei ristoratori. Molti ristoratori dal Veneto sono andati lungo la 1 per protestare. Noi sentiamo tutti i particolari dalla nostra Francesca Bozza. Sì, buongiorno a te Daniela, buongiorno ai telespettatori. Come hai detto tu, i ristoratori sono tornati a protestare, sono tornati a farlo bloccando le strade. Da questa mattina la manifestazione in scena lungo l'autostrada A1 ad Incisa, traffico bloccato, consentito solo lungo la corsia d'emergenza. A scatenare la reazione della categoria a quanto annunciato dal Premier Draghi sul mondo della ristorazione, che dal 26 aprile nelle regioni gialle potrà tornare a riaprire a pranzo e a cena, ma solo all'aperto. Una decisione che ha colto di sorpresa i ristoratori, che la trovano un'opzione non sempre attuabile, vuoi per la stagione non ancora ideale, viste anche le temperature serali per mangiare fuori, e soprattutto perché, spiegano, molti ristoranti non hanno plateatico e nemmeno hanno la possibilità di realizzarlo. Allora chiedono all'esecutivo di rivedere la decisione di poter ospitare i clienti anche all'interno dei loro locali con le distanze necessarie. Sono migliaia i manifestanti in autostrada 1, molti anche quelli giunti dal Veneto. A presidiare la situazione le forze dell'ordine. Si sono vissuti attimi di tensione quando un'auto ha urtato un manifestante e si è poi allontanata. È stata successivamente intercettata grazie alla collaborazione di un camionista che ha fornito agli agenti il numero di targa del veicolo. Sul posto è giunta un'ambulanza che ha prestato le prime cure all'uomo investito, che fortunatamente non ha riportato ferite. Il mondo della ristorazione promette che non si fermerà fino a quando il governo non raccoglierà le richieste avanzate. L'intenzione è dunque quella di andare avanti ad oltranza con nuovi blocchi delle strade. Al momento è tutto, se non hai domande ti restituisco la linea. Grazie davvero a Francesca Bozza. Noi ci fermiamo ora per il meteo, poi la pubblicità e torniamo in studio. Serramenti in PVC di alta qualità fatti per durare nel tempo. A Longarone, Poincico di Zoppola e San Donà di Piave. Bentrovati al meteo. La settimana inizia con il clima che riprenderà via via sembianze sempre più primaverili, ma con un tempo ancora variabile. Il dettaglio di lunedì 19 aprile. Sul Veneto cielo molto nuvoloso, dal pomeriggio poi saranno possibili degli acquazzoni sui rilievi, localmente fin verso le zone pedemontane. Sulla pianura in particolare non si escludono anche qui dei deboli fenomeni e nemmeno delle parentesi più soleggiate. Temperature in aumento, minime tra 1 e 5 gradi, valori massimi compresi invece tra i 10 e i 17 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Qui sarà spiccatamente instabile, con piogge intermittenti che saranno possibili un po' dappertutto. Temperature minime tra 3 e 8 gradi, massime fino ai 13-15 gradi.
Infine uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove il contesto sarà lo stesso, con molte nubi e con precipitazioni anche qui discontinue. Temperature minime intorno ai 5 gradi, massime infine fino a 19 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Dolomites, serramenti in PVC di alta qualità fatti per durare nel tempo, a Longarone, Poncico di Zoppola e San Donà di Piave. Siamo tornati nuovamente in studio, siamo in diretta, mi collego subito perché lo vedo nello schermo. Nicola Rossi, presidente di Confesercenti Veneto Centrale, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, purtroppo lunga conferenza stampa del Presidente, si è parlato anche ovviamente delle aperture del 26 aprile, di questo vorrei parlare proprio con lei, aperture di molte attività, anche se ricordiamo c'è stata una manifestazione in A1 dei ristoratori che chiedono al governo di essere equiparati ai locali in autogrill, però attività che rimarranno chiuse fino a giugno. Qui il problema è l'esasperazione che si è maturata in 400 giorni ormai di pandemia, questa è la realtà. Purtroppo ci sono stati nel passato troppi, come dire, troppe problematiche, stop and go, zone rosse, arancioni, gialle, insomma c'è stata un'alternanza abbastanza complessa che ha portato ad oggi ad avere forse anche dei livelli di difficoltà, ma anche economiche, perché se pensiamo fino ad oggi aiuti consistenti giusti non sono arrivati, finora sono arrivati aiuti economici veramente modesti e questo i ristoratori, purtroppo ristoratori, bar, un po' tutti ne hanno avuto, come dire, problema è concreto. Se poi a questo problema di mancati aiuti reali, concreti, si aggiunge anche un perdurare della situazione, bene allora l'esasperazione poi sfocia in quello che abbiamo visto e che stiamo vedendo in questi giorni. E poi c'è da fare un'altra osservazione, giustamente come i ristoratori hanno già evidenziato, non tutti hanno un plateatico o comunque un'area da poter utilizzare per i tavoli all'esterno e questa è una penalizzazione in questo momento forte. E, insomma, i problemi ci sono, i problemi sono gravi, teniamo conto anche che questi imprenditori a suo tempo hanno già fatto degli investimenti, hanno speso per il rispetto per poter rispettare come dire, le norme con il distanziamento, con tutti i sistemi di DPI, con la prevenzione che viene messa in campo e ora continuano ad essere chiusi. Questo è in buona sostanza il problema. Forse bisognerà rivedere in qualche modo la problematica. Ecco, fra l'altro come diceva lei, insomma, riaperture però una parte comunque sarà penalizzata, oltre al fatto che, lo ricordiamo, tutto il mondo culturale, il mondo delle palestre rimane comunque per il momento ancora chiuso. Beh, ci sono le palestre chiuse, c'è tutto il mondo dello spettacolo, della cultura, degli eventi fieristici, dei congressi che tra l'altro danno una ricaduta sul territorio notevole da un punto di vista economico, per cui c'è una penalizzazione globale che comincia a farsi sentire. Questo è il vero nodo. Ripeto, il problema è anche la mancanza di interventi economici adeguati, questo è un altro tema, e il perdurare lungo, diciamo, di una situazione emergenziale abbastanza difficile e grave da continuare a sopportare economicamente. Questo è il vero nodo. Comprendo perfettamente il problema sanitario indubbiamente c'è, non è disconoscibile, però è anche vero che la pandemia sanitaria si sta trasformando in una pandemia economica. Senta, ci fermiamo solo per qualche istante di pubblicità, poi torniamo di nuovo in studio con lei. Proprio qualche istante di pubblicità.
Siamo tornati ancora in diretta, stiamo parlando con il presidente di Confesercenti Veneto Centrale, Nicola Rossi. Dunque, situazione sicuramente esasperante, sicuramente una situazione difficile. Si aspettava un po' questa riapertura, ovviamente per alcune categorie, però per altre insomma una chiusura che rischia di essere per alcuni insomma titolari, ci dicono anche definitiva. Ormai insomma è 1 anno e mezzo che certe categorie sono completamente chiuse. Sì, è pericolosissima la situazione, cioè rischiamo veramente di avere alla fine della pandemia sanitaria, rischiamo veramente di avere un risvolto sociale non da poco. I nostri calcoli ci dicono che nella sola provincia di Padova sono a rischio circa 2000 imprese. E addirittura nell'insieme del Veneto una cifra oscillante fra le 10.000 e le 12.000, cioè sono numeri abbastanza preoccupanti e pesanti che possono generare tensioni sociali non da poco, un problema disoccupazionale grave che va ad aggiungersi ai problemi che già ci sono, perché se pensiamo alla fotografia di pochi giorni fa dell'Istat sugli attuali disoccupati, l'aumento dei disoccupati li identifica in 950.000 unità, cioè sono numeri preoccupanti. Attenzione, siamo ancora nel fermo dei licenziamenti, nel blocco dei licenziamenti, per cui è un problema da considerare in maniera assolutamente importante. Ci sono attività chiuse totalmente ormai da 1 anno. Questa e altre, e bisogna anche considerare chi ha lavorato in un continuo stop and go, in una continua chiusura, riapertura, senza capacità programmatoria d'impresa. Sono danni importanti. I ristori, i rimborsi insignificanti fino ad oggi. Ecco, lei che cosa si aspetta oggi dal governo? La campagna vaccinale sta andando avanti, però insomma adesso c'è anche una sfiducia da parte, appunto, come abbiamo detto, di queste attività che in realtà insomma non riapriranno fino ai primi giorni di giugno. Ma la preoccupazione è grande. Allora, intanto partiamo dallo scostamento di bilancio fatto in questi giorni. Bene, ci aspettiamo finalmente un intervento concreto, e questo è è un aiuto a superare, non a risolvere, ma semplicemente a scavallare, diciamo, una certa situazione che si è creata, perché se si è fermi non si fattura, non si incassa. Altra questione è quella poi della vaccinazione. La vaccinazione ormai è l'unico sistema che potrà permettere di ritornare a una vita normale. Dobbiamo vaccinare almeno il 70% della popolazione in tempi molto brevi, stretti. Non possiamo arrivare a ottobre, novembre, dicembre. Questa è l'altra grande preoccupazione. Entro giugno dobbiamo almeno superare il 50% della popolazione, e questo ci consentirebbe una mobilità a quanto meno all'interno dell'Italia maggiore. Sappiamo perfettamente anche il turismo soffre in maniera devastante. Sappiamo anche che quest'anno difficilmente avremo i turisti attesi dall'estero. Dovremo lavorare su un mercato interno, dovremo lavorare su un turismo interno. Questo è importante, ma se non avremmo una situazione di un piano vaccinale ben centrato, sarà un po' difficile questa situazione. Certo. Vediamo ancora oggi il numero dei contagiati, il numero dei morti, il numero dei malati. Non siamo ancora, se lo parametriamo al maggio dell'anno scorso, vediamo che i numeri del maggio dello scorso anno erano ben diversi, ben più bassi. Allora la preoccupazione c'è. I vaccini per fortuna stanno arrivando, però dobbiamo veramente avere un cambio di marcia. Grazie davvero Presidente, grazie per essere stato con noi. A voi. Grazie, buon lavoro.
Grazie, arrivederci. Dunque, ed ora ci fermiamo per un'altra piccola pausa pubblicitaria e poi torneremo di nuovo qui in studio per l'ultima parte di questa diretta. Siamo tornati in studio per questa ultima parte della nostra diretta e mi collego subito perché lo vedo nello schermo, il sindaco di Abano Terme, Federico Barbierato, buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno sindaco, mi scuso anche per la lunga attesa, purtroppo abbiamo avuto insomma una conferenza stampa piuttosto importante del Presidente, quindi con un tempo un po' più lungo. Sindaco, si riparte, com'è lì da voi per quanto riguarda le terme? Ma noi abbiamo in previsione entro un mese di riaprire quasi tutti gli hotel, adesso siamo a un terzo degli hotel e è evidente che l'ha annunciata 26 aprile come momento di possibile movimento fra regioni con gialle o quant'altro, ha mosso un po' la richiesta di prenotazione da parte dei turisti, soprattutto italiani, ma anche un po' stranieri, ma in primis quelli domestici, quelli che arrivano da regioni confinanti, che conoscono bene il nostro territorio, apprezzano la sicurezza di tutte le strutture, l'ampiezza delle strutture e anche i protocolli rigidi che sono stati ormai da un anno implementati all'interno di ognuna delle strutture che abbiamo e che consentono di dire che la vacanza ad Abano Terme è una vacanza sicura, è una vacanza che privilegia la salute, che è uno dei temi anche più ricercati da coloro che scelgono una destinazione rispetto a un'altra. Ora c'è grande attenzione per il tema star bene, benessere, siamo il posto dove il benessere e la salute preventiva da sempre la fanno da padroni, città della salute, quindi proprio in questo momento credo che ci sia la possibilità di apprezzare ancora di più quello che è il DNA che c'è nelle terme e nelle nostre terme in particolare, che hanno un brevetto europeo unico nel loro genere che certifica delle capacità oltre che curative anche preventive della nostra acqua termale, del nostro prodotto fagoterapico. Ecco sindaco, lei prima diceva insomma già iniziano le prime prenotazioni non solo di turisti italiani ma anche stranieri? Allora qualche straniero sicuramente, è evidente che fino ad agosto noi dovremo puntare soprattutto sul turismo domestico e poi anche da settembre in poi su quello che auspicabilmente anche grazie al Green Pass europeo potrebbe essere favorito e quindi riprendere. Noi abbiamo un mercato che al 60% è fatto di turisti italiani, ma per un buon 40% da turisti stranieri, soprattutto di lingua tedesca, svizzeri, francesi, russi, che sono balzati al terzo posto e che apprezzano molto il nostro territorio per la capacità che ha di coniugare benessere, salute, paesaggio. Abbiamo i Colli Euganei che offrono molto anche a chi ha voglia di muoversi per sentieri, in bicicletta, quindi l'offerta enogastronomica è notevole e tutto questo fa parte della nostra destinazione che proponiamo a più target di clienti, non solo chi vuole venire a curarsi o a star bene, ma anche a famiglie, a giovani, a sportivi. Ecco, lei diceva insomma tutti gli hotel più o meno insomma si stanno riorganizzando per ripartire. C'è qualcuno che secondo lei magari è in attesa, aspetta di vedere che, insomma, che questa volta sia una vera apertura, che non ci sia poi magari un dietrofront? Ma io registro una grande voglia di ripartenza nonostante un anno che è stato massacrante dal punto di vista dei numeri, dal punto di vista anche della tenuta psicologica di tutto il nostro territorio, soprattutto gli imprenditori che lavorano direttamente o anche indirettamente nel turismo. C'è ancora la voglia di ripartire, è evidente che ora dobbiamo ripartire veramente senza più stop and go, dobbiamo continuare nelle campagne vaccinali. Noi ad Abano abbiamo allestito un punto vaccinale che in pochi giorni ha vaccinato 700 persone, siamo in grado anche di andare via veloci
qualora i vaccini continuino ad arrivare con continuità. E tutto questo fa sì che il nostro territorio sia un luogo veramente sicuro dove poter venire a star bene. Ecco, da voi appunto si riparte, purtroppo come abbiamo detto anche durante questa diretta ci sono categorie che purtroppo rimangono ancora ferme come le palestre, tutto il mondo culturale categorie che stanno scendendo comunque in piazza. Sì, questo è preoccupante perché se non troviamo il modo di far ripartire tutti in sicurezza naturalmente, credo che purtroppo vedremo passare e anche tramontare alcune aziende. Ormai la capacità di tenuta anche psicologica si è molto ridotta e quindi dobbiamo preoccuparci di tutti coloro che hanno un lavoro, spesso sono imprese familiari che attendono di ripartire, hanno fatto anche grandi sacrifici in termini di investimento sulla sicurezza delle loro aziende. O prorogare oltre misura o addirittura senza una data, a mio avviso, non è corretto. Credo che il 26 aprile possa rappresentare un piccolo spartiacque dove poi via via tutte le attività, anche i lavoratori dello spettacolo, possano collocarsi e cominciare a lavorare. Noi abbiamo preso in parola il ministro Garavaglia quando disse qualche settimana fa che il 2 giugno sarebbe stato il primo ponte dove potersi spostare, quindi abbiamo organizzato un evento sul benessere, l'abbiamo chiamato Abano Zen, perché sul tema meditazione, sul tema star bene, lo yoga, impronteremo i 4 giorni del ponte del 2 di giugno anche per significare la volontà di questo territorio di ripartire e la capacità anche di organizzare eventi in linea con quelle che sono le esigenze di oggi, quindi che garantiscano la sicurezza ma che diano anche il segnale della ripartenza. Ecco, oltre a questo ci sono anche altre iniziative che state organizzando come comune? Sì, certo, noi abbiamo parecchie iniziative già in cantiere, mature per essere organizzate, le calendarizzeremo a breve e tenete presente che noi siamo impegnati anche nella promozione del nostro territorio. Oltre a Masterchef di febbraio e marzo abbiamo in mente di fare altre promozioni, naturalmente nei canali nazionali, TV, specializzati, perché il tema della salute preventiva, il tema del benessere sappiamo essere uno dei principali argomenti di scelta dei turisti e questo vorremmo riuscire a comunicare nelle prossime settimane. Ecco, vi aspettate qualcosa dal governo? Questo naturalmente sì, e tenete presente che i comuni sono l'ultimo anello della catena e l'anno scorso siamo riusciti con grandissime difficoltà a far quadrare i bilanci, ma abbiamo sempre più persone, imprenditori che si rivolgono al comune cercando qualche sostegno temporaneo per traghettare questo periodo. È evidente che anche per il 2021 ci auguriamo che il governo consideri i comuni come un partner, lo chiamo io, dove poter agire anche nei confronti non solo delle famiglie fragili, delle nuove povertà, ma anche nei confronti degli imprenditori. Il tema Tari, il tema legato ad alcune tasse locali può essere affrontato solo se il governo dà ai comuni delle risorse, perché altrimenti i comuni da soli non ce la fanno. Grazie davvero Sindaco, grazie per essere stato con noi, grazie e buon lavoro. Grazie a voi, un saluto. Grazie, arrivederci. Dunque siamo arrivati quasi al termine. Vi ricordo questa sera in prima serata la nostra trasmissione Ring dalle 21:15. Ospite Elisa De Berti, vicepresidente della Regione Veneto, poi l'onorevole Marco Marin di Forza Italia, Francesca Zottis del PD, l'onorevole Luca De Carlo di Fratelli d'Italia ed ancora Alberto Villanova della Lega. Siamo arrivati davvero al termine di questa diretta e ringrazio i colleghi che si trovano in regia e che lavorano comunque con noi per queste dirette, Andrea Basso e Mattia Pizzaia. Grazie davvero a loro. Termina qua, a me non rimane che salutarvi. Grazie davvero per averci seguito, arrivederci.